perché poi non siamo noi, ma sono i vostri compagni che vi piaceranno. Quindi sfruttiamo al massimo i posti, ragazzi. Io quest'anno che ne vede tutti. Siamo già Marco? Perfetto, come avete potuto notare i posti sono molto limitati, purtroppo ci piace molto il calore umano più che altro e quindi vi invito a stringervi in un afflato, in un gruppo unico. Io penso che su una sedia 3 persone ci possono pure stare. No, dai, stringiamoci in modo che anche i colleghi poi si possano anche mettere on the road again, che vuol dire per terra praticamente. Tanto siete i giovani fatevi avanti così almeno fate passare chi è indietro che vuole passare. Abbiamo dato precedenza ai ragazzi che hanno partecipato alla prova orale per una questione anche di... Ecco. Bene. So che dura soprattutto per le signorine che hanno la minigonna, però vabbè, eventualmente accomodatevi pure qua perché abbiamo anche delle camere, streaming e quant'altro, quindi fatevi avanti, non vi preoccupate anche se venite qui in mezzo, anzi non ci offendiamo assolutamente. Qui abbiamo ancora dei posti che c'è scritto riservato, aspettiamo un secondo, poi abbiamo anche ancora dei posti qua, almeno 2, 3. Perché stiamo aspettando altri relatori. Bene. Ah no, basta, ah sì? L'autosalvo. Ah, perfetto. E io come faccio? Noi iniziamo adesso. Madonna, Madonna. Quindi non possiamo più dire neanche parolacce. Bene, allora, per la prima volta nella storia dell'AIRA vi informo che siamo in rete via streaming con il resto della rete e quindi registrate, ma stiamo mandando in diretta anche ai nostri, scusate le spalle naturalmente, poi risposto, ai nostri colleghi che non sono potuti venire direttamente a questo 10° Gran Premio e poi a seguire ci sarà un altro evento, e a tutti coloro che vogliono sentire i nostri esperti
cosa ci diranno. Allora ci siamo? Com'è là? Seduti? I piedi? Non vi sedete neanche a volere, vero, per terra? No, vabbè, va bene così. Allora, vi presento e così cominciamo questo incontro molto importante. Vi ricordo che questa mattina c'è stata la prova del 10° Gran Premio AIRA Veneto. Questa prova consisteva in una prova orale anche in lingua, che i vostri colleghi hanno risolto e hanno passato in maniera brillante, e una prova scritta. Dopodiché, dopo naturalmente ci sarà l'elezione, quindi l'informazione di sarà il vincitore o la vincitrice di questo Gran Premio. Io adesso volevo fare giusto una introduzione rapida e quindi do appunto ancora il benvenuto a tutti i presenti e tutti coloro che sono in streaming in contatto con noi. Per chi non mi conosce, naturalmente, come vedete, siamo in una location estremamente importante, quale il Luna Hotel Baglioni, che ringraziamo naturalmente per averci offerto questa opportunità. E quindi, per chi non mi conosce, mi chiamo Massimo Borriello, sono ahimè l'anziano presidente dell'AIRA. Siccome vedete anche deciso di persona, la nostra associazione si è sempre impegnata per poter dare a voi, ai ragazzi e alle ragazze che vi hanno preceduto, e naturalmente a tutti coloro che hanno partecipato oggi a questo 10° Gran Premio, i mezzi più idonei per poter entrare a testa alta nel mondo del lavoro reale. In questi 10 anni abbiamo messo a disposizione dei 150 studenti, abbiamo fatto un calcolo in linea di massima, che hanno partecipato ai 10 Gran Premi, le esperienze professionali e personali di impareggiabili esperti di settore, arricchendo di fatto le vostre conoscenze e il vostro curriculum scolastico. Quindi quest'anno vogliamo lanciare una provocazione, ovvero quella di mettere in moto la vostra creatività, cercando di cogliere i consigli e le esperienze che appunto i presenti vi proporranno in questa sede, con la convinzione da parte vostra che potrete essere, e anche da parte nostra, che potrete essere gli artefici del vostro futuro. E queste parole qua non sono parole buttate così a bambera, cioè sono reali, quindi le ho scritte veramente con un senso di appartenenza all'associazione, un senso di appartenenza alla professione di addetto al ricevimento, e naturalmente come ex alunno, perché anch'io sono stato alunno della scuola Perchier. Quindi la chiave di lettura ve l'ha già data il compianto guru della tecnologia Steve Jobs, e cioè, che conoscete meglio di me: siate affamati di sapere e siate folli, quindi fate le cose con passione e frenesia. Terminato? No, sono solo 12 passi. Prima di dare l'inizio al dibattito, vorrei ringraziare il signor Gianmatteo Zampieri, direttore del Luna Baglioni, e tutto il suo staff per aver messo a disposizione dell'AIRA Veneto, appunto, come dicevo, questa prestigiosa sede, dandoci la possibilità di festeggiare degnamente questo anniversario. E tra l'altro abbiamo ricevuto il patrocinio della provincia di Venezia. Abbiamo anche ricevuto internosso una telefonata della segreteria del primo ministro Renzi, che avevo mandato una mail, e ci hanno cortesemente risposto che appunto per impegni istituzionali non sarebbe stato presente tra di noi, però ci è arrivata come un po' un fulmine a ciel sereno, perché sinceramente non me l'aspettavo. E abbiamo qui il vicepresidente AIRA Nord, il signor Sandro Bravin, che 10 anni fa or sono, dopo una notte insonne, dicono le cronache del tempo, ha creato il Gran Premio AIRA Veneto. Poi qui scatta l'applauso spontaneo, ragazzi.
passiamo a partire. Un altro doveroso quanto importante ringraziamento ai nostri preziosi sponsor e supporter, ovvero AVA, Associazione Veneziana Albergatori, Bisanzio Gallery, che è una vetreria artistica, Dindi, Cantina del Bosco, che ci ha aiutato e ci aiuterà particolarmente, e appunto Bosco del Merlo, Cantina Bosco del Merlo, e poi Vela Multimedia e i filmmakers di 400 colpi che si stanno occupando di documentare questo evento. Naturalmente quindi esorto voi ragazzi e ragazze che questo è il momento buono per cambiare il mondo, e parlo sul serio. Noi nella nostra gioventù diciamo io voglio cambiare il mondo, si può partendo da voi, dal vostro impegno giornaliero, e quindi dovete essere protagonisti di questo cambiamento. Però adesso passo direttamente la parola al dottor Canevan, editore e direttore del giornale Job in Tourism, che sarà moderatore di questa interessante tavola rotonda. Grazie. Buongiorno. Il titolo di questo convegno, Turismo 2000, il rilancio del turismo attraverso il business e internet, puntando su innovazione, etica e nuove competenze di territorialità, è chiaramente impegnativo. Parliamo di tutto quello che sta cambiando la nostra vita, che sta cambiando il mondo del lavoro. E quindi gli interventi che succederanno dovrebbero chiarire alcuni aspetti di questo fenomeno. L'informatica, i cambiamenti tecnologici ormai sono talmente diffusi che è anche abbastanza banale parlare di questi aspetti. A me per esempio colpito alcuni giorni or sono a Chinatown a Milano, io abito a Milano. Chinatown, che è il pezzo di 3 anni cinese, poi dal negozio dei genitori era lì che col computer giocava e scriveva il computer cinese. Quindi veramente è una cosa impressionante vedere ormai quanto sia diffuso questo fenomeno. Pertanto approfondire il tema diventa quasi essenziale. Io passerò poi la parola al mio amico Luciano Manetta, presidente AIRA nazionale, il quale ci darà alcuni aggiornamenti sugli aspetti quantitativi e qualitativi del fenomeno, quindi del business e dell'informatica, con riflessi sul mondo del lavoro e dell'ospitalità, che a noi interessa. Però prima di passargli la parola, volevo fare un attimo, volevo dare un suggerimento ai giovani che sono qui. Voi oggi avete l'opportunità di interloquire con persone, con dei personaggi del mondo del lavoro che altrimenti non avreste opportunità poi di vedere allo stesso modo in modo diretto. Il mondo del lavoro è come il mondo dell'economia, è dotato di sistemi strutturati, per cui diventa difficile poi, per esempio, andare all'Hilton a parlare con il direttore generale. Voglio chiederti, tutti voi domani mattina all'Hilton e poi voglio parlare con il direttore generale perché voglio fargli una domanda. Non funziona così. Non funziona così, probabilmente non potreste fare niente se lavoraste nel suo albergo, perché comunque all'interno dei sistemi c'è il sistema è strutturato in modo tale per cui diventa difficile. Ecco, voi avete l'opportunità oggi di parlare e di chiedere quello che l'istituto dice a dei personaggi, a tutti le dimensioni che vedrete mano a mano. Però ecco, se vi fate delle domande, se vi ponete delle domande e alla fine poi di questo evento avremo un breve spazio per fare ore di quesiti a queste persone, diciamo che voi tornerete a casa con delle informazioni che vi riguardano direttamente. Probabilmente daremo anche un contributo a questa cosa. Questo faccio la grazie. Mi sentite? Direi proprio di sì. Bene, allora, benvenuti a tutti. Il mio compito è quello di rompere il
po' di numeri. Allora, intanto cominciamo a capire cos'è questo e-business. Io ho semplicemente preso Wikipedia, sono andato a prendere, ho estrapolato questa frase e l'ho riportata qui. Ammesso e concesso che qualcuno di voi non avesse idea di che cosa si trattasse, no? Perché poi si parla anche di etica, ma è una contrazione di electronic business, in italiano imprenditoria elettronica. Già qualcuno, anzi un insegnante stamattina mi diceva turismo 2.0, ancora 2, non siamo già al 3 o al 4. Poi mi piacerebbe aggiungere una cosa a quanto diceva il dottor Caneva, la possibilità di parlare con il direttore del libro. Non è possibile, se lui usa qui, non c'è ombra di dubbio che lo si possa anche raggiungere, ormai si raggiunge tutto in pratica. O se viene a sapere che qualcuno lo sta cercando, probabilmente è anche un modo mascherato per fare punto da qualcun altro. Comunque, andiamo nel vivo della questione. Giusto qualche dato. Stiamo parlando a livello mondiale, quindi planetario, gli arrivi turistici registrati hanno superato, anzi alla fine del 2014 supereranno il 1,1 miliardi, 1.100 persone che si muovono nel pianeta per turismo. L'incoming in Italia nel 2013, quindi sono dati ufficiali, hanno superato un fatturato di 33 miliardi approssimativamente. In Italia, tra l'altro, chi è venuto era il 70% dall'Europa addirittura. Poi ho messo, non sono qualche dato in merito a chi e a quanto ha speso, che non siamo qui a vedere, magari poi lo potremmo riprendere. Un dato significativo è che ogni anno aumenta, che oltre il 90% degli hotel in Europa hanno proprio sito internet. Stiamo parlando di business, quindi guardate un po' quanto sia legata la cosa. E la percentuale degli italiani che utilizza internet per prenotare le proprie vacanze ormai ha già superato il 58%, se lo fa direttamente. Ancora, nel 2009 i viaggiatori internazionali, come dicevamo prima, erano poco più di 800 milioni. Guardate in pochi anni che cosa è successo. E di mezzo c'era una crisi non indifferente che ha investito buona parte della E ancora, gli utenti internet sono quasi, anzi ormai hanno superato i 35 milioni e mezzo. 26 milioni sono gli utenti attivi su Facebook, cioè che su Facebook non solo vanno a leggere, ma diventano diventati interattivi. 97 milioni invece sono gli abbonamenti del mobile, che è praticamente il 58% in più rispetto al totale della popolazione. Con persone che hanno diversi oggetti elettronici con i quali poi utilizzano e navigano su internet. Allora, giusto qualche paragone con altri paesi europei. La penetrazione di internet in Italia è più bassa come media, rispetto ad esempio, siamo intorno al 58 contro il 68% di media. Ci sono punte, ad esempio, nel Regno Unito che toccano l'87%, la Germania l'84%, la Francia l'83%, quindi siamo ancora molto indietro, sotto alcuni aspetti, perché poi vedremo che sono dei dati che dicono tutt'altro. Guardate ad esempio il tempo medio speso su internet di un italiano, è di quasi 4,7 ore e 2,2 ore dal telefonino, dallo smartphone. In Germania invece non si raggiungono le 4 ore, nel Regno Unito poco più di 4 ore e via PC 1,6. Quindi come vedete ci sono dei livelli incredibili. Questo fa capire anche come mai il livello di vendite di smartphone in Italia sia ancora uno dei principali paesi, o comunque i paesi più appetibili da parte delle compagnie telefoniche e produttrici di smartphone. Mentre invece siamo in linea con il resto dell'Europa per quanto riguarda gli utenti attivi. Il 42% della popolazione è 40% europeo, 62% contro il 66% europeo. Tutti questi accedono attraverso lo smartphone ai social. Questi altri dati assolutamente recenti del 2014, guardate qui una scala dove si riesce a capire anche come e in che modo l'Italia sia assolutamente protagonista. L'utilizzo. Questi in verde che vedete
possiede già un account. Invece tutta la parte in gialla è l'utilizzo che è stato fatto nell'ultimo mese. Come avevo 10 minuti di tempo, io preferisco anticipare la mia chiusura in modo tale che da questi dati si possa adesso cominciare a parlare ed approfondire quello che poi è il nocciolo anche chiamiamo la tavola rotonda, sì, poi faremo intervenire anche loro. Grazie. Adesso interviene il dottor De Marchi. Il dottor De Marchi è un ricercatore del CISET, quindi passiamo dagli aspetti operativi agli aspetti, diciamo, concettuali di ricerca. Perché è importante soffermarsi sulla parte, diciamo, della ricerca? Perché comunque sia l'operatività che la ricerca rappresentano un minimum di questo mondo. E quello che ci dirà il dottor De Marchi ci porterà ad entrare nello specifico poi sul Web 2000. Infatti il titolo del suo intervento è Web 2000 e suo influenza nel cambiamento del modello di business anche per gli operatori. Bene? Più o meno. Ok, anche io parlo di viene facile parlare in maniera... Non è un mio parere, in maniera... Ho fatto tanto dei dati adesso per portarmi qualche altro, per dare un po' il seguito di quello che si parlerà in questo momento. Intanto, il presente sono dei marchi, sono ricercatore di CISE, internazionale di economia turistica, che si trova a Oriago, quindi non lontano da qua, compartecipato dall'Università Cattolica di Venezia e dalla Regione Veneto. Allora, questo è quello che succede intorno a noi ogni secondo della nostra vita. Sono qualche numero per farvi capire che in questo ultimo secondo, in ogni secondo in cui stiamo parlando, circa 220.000 messaggi vengono scambiati su WhatsApp. WhatsApp in questo momento ha superato il numero di SMS complessivi che vengono postati, mandati e ricevuti a livello globale. Twitter, Facebook, eccetera, eccetera. È un mondo in continuo cambiamento con una mole di dati enorme, che in realtà in qualche modo può essere interessante anche per poi chi deve in qualche modo approcciarsi verso questo mondo che è un mondo in continua evoluzione. Anche io sarò molto, molto conciso nelle cose che vorrei dire. Anche qua vi ho messo qualche numero che parte tutto i numeri che sono stati in qualche modo presentati e sono relativi al turismo. Il cambiamento dal 2003 al 2013 negli ultimi 10 anni, come gli europei, quindi il nostro mercato di riferimento, solo come quindi non solo nel mercato domestico, ma nel nostro abbiamo visto il 70% dei viaggi che vengono fatti, del turismo che viene fatto nel mondo, il nostro turismo viene fatto dal mercato europeo. Come è cambiato il paradigma per come si prenota i viaggi, dal circa 15% internet è passato quasi all'80%, con un crollo della telefonata diretta e delle agenzie di viaggi, ma non solo per la prenotazione, ma anche come fonte di informazione. Prima rimangono comunque consigli, cioè i miei amici, i miei parenti, i miei colleghi che sono sempre da parte, ancora diventano la prima fonte di informazione per, come dire, decidere dove andare nella prossima vacanza. Al secondo posto c'è internet e, come vedete, se andiamo più in basso, anche i social media stanno in qualche modo diventando anch'essi una fonte di informazione. Dei tre principali siti web più citati a livello turistico, fino a pochi anni fa era TripAdvisor, adesso Booking, cioè la prenotazione, un'agenzia di viaggio online, che è diventata al primo posto, e al terzo posto c'è Odigeo, che è la nuova, diciamo, denominazione di servizi. Quindi in realtà agenzie di viaggio e fonti di informazione, quindi come prenoto e dove trovo le informazioni, sono le modalità per cui
andiamo su internet a cercare qualcosa relativo al viaggio. Un altro dato molto interessante sono gli ospiti di Airbnb. Penso che molti di noi sappiamo che cosa sia Airbnb, anche forse per i direttori degli hotel può essere in qualche modo un nuovo competitor, soprattutto la parte, diciamo, appartamenti. Parte dal 2008 al 2013 la crescita è esponenziale. Nel 2013 4 milioni di soggiorni su Airbnb. Il turismo in Italia, quindi nel nostro paese, vale nel 2013 6,1 miliardi. È il secondo settore produttivo di e-commerce dopo i lotti d'azzardo. Questo per fare un punto della situazione su qual è il mercato, il nostro mondo in cui siamo immersi tutti noi, o gran parte di noi, soprattutto della vostra fascia, nella fascia più giovane, ha uno smartphone. Internet è la prima fonte di informazione, anche più importante della televisione. Dal punto di vista dei manager, quando si parla di strategie, diventa difficile poi capire quali sono le priorità del nostro mercato e come riusciamo a interprettarle. Ho messo questo grafico, che è un grafico appena uscito sul Trip Barometer del 2014, in cui si vede già un disallineamento tra le priorità degli aggregatori, e voi avete lavorato almeno e lavorerete in albergo, e quindi voi lo dividete anche, e le motivazioni dei viaggiatori. Come si vede c'è una sottovalutazione degli aggregatori sui desideri dei viaggiatori, per allargare i propri orizzonti, e sottovalutare l'esigenza dei viaggiatori di sentirsi in armonia. Mentre per gli albergatori la cosa più importante, secondo loro, per i viaggiatori, è l'arricchimento culturale, che per i viaggiatori è il terzo punto. Interessante questa cosa qua per capire quanto poi in realtà le nostre anche esperienze molto significative di lunga storia, di lungo corso, come direttori d'alberghi, possono in realtà in qualche modo diventare in qualche modo un pregiudizio rispetto a quelle che sono le esigenze del mercato. Quando viene chiesto, questa è un'indagine che fa 400 italiani, perché prenota su booking.com piuttosto che sul sito internet dell'hotel, è perché trovo tutto, mi stresso di meno. Vado su booking.com e faccio tutto, ok? Mi aiuta meglio a pianificare il viaggio. Abbiamo visto quanto l'informazione sia un aspetto importante per chi va su internet a cercare qualcosa di viaggio. Quindi in realtà, quando io vado su Expedia o su booking.com, io trovo tutte le possibilità di pianificare un viaggio in maniera completa. Posso leggere commenti e recensioni, in realtà i commenti e recensioni sono in qualche modo validati dagli stessi utenti, e posso comparare destinazioni alberghi diverse. Magari questa forse è una cosa che in realtà il sito dell'hotel non può fare, ci si può pensare, ma su tutte le altre cose i siti degli hotel in cui state lavorando, o i siti degli hotel dei direttori che sono qua dentro, hanno la possibilità di queste cose qua. Se no, è logico che vado su booking.com e gli regalo una bella percentuale del mio guadagno. Perché lei prenota su Airbnb invece su hotel? Perché c'è più spazio, da una parte c'è un appartamento, dall'altra parte c'è una camera, c'è umanità, persone, contro dipendenti, l'autenticità, cioè la cultura locale, dall'altra parte il faccio turismo, la flessibilità, posso avere un late check-in e check-out, di solito queste cose sono un po' più flessibili, essendo più privati, e il prezzo. Queste due cifre si riferiscono a un'indagine che è stata fatta su Airbnb negli Stati Uniti d'America. Mediamente un appartamento costa circa il 20% rispetto a quello dell'hotel e il 50% rispetto alla camera dell'hotel. Naturalmente, come manager della ricettività, noi possiamo intervenire su tutte queste cose qua. Sicuramente, lo stavamo dicendo prima, le camere si stanno allargando. Questo diventa un modo per rispondere anche a questo tipo di esigenza qua. Il rapporto con il cliente come dell'hotel, quindi il rapporto che riesca in qualche modo a far sentire le persone in qualche modo a casa. Mi è arrivata oggi una mail di B&B con Airbnb con il titolo torna a casa o qualcosa del genere, in cui c'era una foto con un bigliettino a mio nome, scritta da Airbnb. Quanti hotel fanno questa cosa? Qual è il costo che c'è dietro a fare questa cosa qua per l'hotel, e quanto è importante poi per il cliente riuscire in qualche modo a ricevere un, tra virgolette, ci manchi rispetto alle esigenze. Corro perché voglio andare sul No, non volevo terrorizzare, sto correndo moltissimo. sto correndo moltissimo perché
perché voglio andare sul punto della situazione, poi magari nella tavola rotonda ne parliamo. Un attimo, abbiamo qui 4 sedie libere, se dove passano i piedi, perché non venite a sedere? Sarebbe il meglio? Lo mordo, giuro. Potrebbe creare dei problemi. Spero di non correre troppo e di essere chiaro nella tua nuova. Sono aiutato. Si chiama caffè? Si chiama caffè. Ok? Quello che è importante capire è che il turismo 2.0, 4.0 in qualche modo non solo influenza i nostri mercati, ma sta influenzando in qualche modo la nascita della nuova impresa. Okay? Il cambio di prospettiva rispetto ai driver in cui è nato il sistema turistico attuale stanno cambiando e sono in continuo cambiamento. Si passa da quella che è una rete di impresa a una rete senza confini. Vedremo poi in dettaglio che cosa vuol dire. Dall'uso delle tecnologie, quindi della tecnologia come strumento, alla tecnologia come modo di interfacciarsi anche all'interno dell'impresa. Okay? Il cliente non è più un solo cliente, ma diventa un consulente o addirittura un compromesso. Okay? Ho portato 2 esempi molto, molto semplici, tanto per fare capire come appunto il turismo e quindi il web influenza anche il modo di fare impresa e quindi costruire la nuova impresa. L'esempio è Booking.com. Booking.com, il cliente è organizzatore del proprio viaggio. Okay? Quindi l'innovazione del modello di business di Booking.com rispetto a quella dei primi modelli di agenzia di viaggio online, che erano agenzie di viaggio solamente riportate nel mondo online, è che lascia completamente al cliente l'attività di assemblaggio delle componenti di viaggio. Il cliente non è solo organizzatore, ma diventa un certificatore che guida per i potenziali clienti. E anche driver della nuova innovazione. Il servizio di recensore a recensione a cura dei clienti è stato integrato proprio perché i clienti hanno fatto pressione per questo. Questo diventa essenziale per riuscire a, come dire, a cogliere quali sono i cambiamenti rispetto a quelli che sono le istanze di innovazione che vengono dai nostri mercati. Un'altra cosa è che la nostra rete fornitore, la nostra rete che magari studiamo a scuola è fornitore, impresa, cliente, diventa per alcune nuove imprese un modo un po' limitante per riuscire a caratterizzarsi. Quindi in realtà la questione della community, che è probabilmente il fattore competitivo maggiore per cui tutti noi abbiamo votato, che magari vediamo molto meno Viber, perché abbiamo votato la rubrica e su Viber ne abbiamo 40. Okay? La questione di comunità poi si è trasformata a livello di modello di business. Questo l'ho fatto ad esempio, questo è un piccolo tour organizer, tour organizer sardo, che si chiama Figlia Eco Tours, 4 soci lavoratori appassionati di cicloturismo, in cui in qualche modo allo stesso loro diventano clienti e produttori in maniera diversa rispetto alle diverse esigenze che vengono richieste. Questa rete flessibile è un modo per rispondere alle istanze che vengono dal web 2.0, rivoluzionando e quindi ripensando anche nel piccolo, perché è una piccola, anzi una micro impresa, il proprio modello. Vado verso la conclusione, noi, e anche per quello sono qua, noi stiamo lavorando su queste tematiche sotto vari punti di vista, ma solo perché piccolissimo esempio che può interessare delle persone giovani come voi. Noi abbiamo una piattaforma che si chiama Turiscamp, che è una piattaforma nata dal primo barcamp italiano dedicato al turismo etico, eccetera, eccetera, ed è diventata una community per promuovere e condividere iniziative rivolte ai giovani. Attraverso questa community attualmente stiamo lavorando e abbiamo lavorato per la creazione del primo logo turistico, ufficialmente nato in Veneto, che è il logo della Pedemontana Veneta, un concorso di idee progettuali di aziende già esistenti, e adesso abbiamo 6 persone disoccupate, venete, che entro aprile porteranno all'apertura di una nuova impresa
rispetto allo sviluppo turistico della Toscana. Stiamo lavorando in collaborazione con Confcommercio sulla questione dell'evoluzione delle competenze e quindi come le competenze, il passaggio generazionale nelle aziende, nelle imprese, deve portare innovazione. Quindi ci deve essere un trasferimento della conoscenza e della competenza, e dall'altra parte il nostro master post laurea triennale sta iniziando a lavorare su quelli che sono i lab project, cioè progetti commissionati da clienti esterni. Quindi i nostri studenti vengono, l'ultimo caso è di hotel, in cui abbiamo fatto i 6 piani di marketing per 6 hotel che stanno utilizzando i nostri piani. Questo porta in qualche modo le persone, i nostri studenti, ad essere messi in stretta collaborazione con quelle che sono le esigenze delle aziende. Okay? Un package placement, cioè le persone che sono occupate a un anno alla fine del master. Tutto qua, spero di essere stato nei 15 minuti di aver lasciato qualche spazio di riflessione. Questi sono i risultati. Scriveteci se grazie. Necessariamente perché i tempi erano molto stretti, probabilmente alcuni aspetti possono essere sfuggiti ai partecipanti. Le slide sono disponibili eventualmente sul Flash che ha indirizzo. Scrivete a questo indirizzo, seguite su Twitter e mi occuperò personalmente di farvi vedere. Do il benvenuto a Claudio Nobbio, che è anche arrivato un attimo in ritardo, però giustificato, lui è arrivato, c'era alta marea, giustamente, un personaggio storico dell'ospitalità non solo veneziana, ma nazionale e internazionale, e poi dopo ci racconterà anche alcune cose. Adesso il dottor Flavio Scarpa, direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, quindi il maggior rappresentante di quello che è il fenomeno che ci interessa, quindi l'ospitalità, ci parlerà di internet ed etica, concorrenza tra imprenditori e tutela del turismo, che non è cosa da poco, anche perché coinvolge direttamente sia le strutture sia l'ospitalità. Quindi, dottor Scarpa, le cedo Ma mi sentite? Allora, prima di tutto ringrazio gli amici dell'AIRA per l'invito, perché è un'occasione per vedere vecchi amici come Nobile, Borghetto e altri che si incontrare voi, perché siete voi giovani, siete patrimonio del nostro imprese, siete voi giovani, siete la colonna fondante del mi fa piacere essere sempre con la compagnia e dialogare. Per quanto mi riguarda, vi lascio il mio biglietto al moderatore, chiunque volesse può scrivermi e vi trovate anche. Detto questo, è cambiato completamente tutto, internet ha cambiato completamente il rapporto tra l'albergatore e il paziente, non solo, ma anche tra l'albergatore e il modo di ricevere il cliente. Vi faccio un esempio, vi ricordo l'estate del 1998 era appena stato terminato il direttore dell'organizzazione, avevo terminato le ferie con questa azienda, non avevo ferie. E con mia moglie, avendo il bambino piccolo, diciamo, per la prima volta ci presentiamo una albergazione. Siamo andati con a Rosco, nel albergo, vediamo immediatamente che il ristorante stellato non siamo adatti e decidiamo che si va a mangiare fuori. Andiamo a mangiare fuori, entra mia moglie nel ristorante, grandi salameletti, entro io col bambino e ritorno in albergo, faccio fare la prenotazione del materiale, torno e mi viene rifiutato. Il problema è che scrivo all'azienda di protezione del turismo della Bretagna che mi risponde dopo 2 mesi dicendo che non poteva fare nulla e che mi mandava in medicina. Allora, torno in ufficio per una fila così, questo è uno dei tanti compiti che danno di reclami. E mi sono detto, io non mi comporterò mai come l'azienda di promozione del turismo della Bretagna. Per cui io ho un diritto di rispondere entro 2 o 3 giorni a questa lista, e magari anche se palesemente torno un video.
qualcosa che ti ricordi e poi l'abito che torna. Ma ormai in giunta un reclamo ogni 2 o 3 mesi, perché c'è più battaglia? Il mondo è completamente cambiato, mentre prima si aveva il tempo di calmare i clienti, di dialogare con lui, di parlare, di trattare. Adesso la risposta deve essere più immediata. È arrivata la reclamo su TripAdvisor dell'immediatamente. Sotto questo aspetto io non posso che essere insoddisfatto della reazione, perché in gran parte delle volte la reazione è toccato sul limite. Hanno fatto una critica a quello che io considero un'opera. Ma uno dei problemi molto spesso di cui noi non ci accorgiamo è che l'opera perfetta che noi abbiamo creato molto spesso invece ha dei difetti come in tutte le cose. E quindi la critica che viene fatta sul sito online, che molto spesso è feroce, che molto spesso è ingiustificata, che molto spesso ha degli elementi anche di povertà intellettuale, parliamo sinceramente. Mia moglie che lavora nel design, le moschee non erano sufficientemente spiegate, lo sapete, le moschee ce le hanno i musulmani e non gli ebrei. Però detto questo è indicativo del fatto che ti dai il mezzo immediatamente, in tempo reale, di poter correggere, di poter modificare l'atteggiamento magari di quella portineria che costa pubblica, magari di poter migliorare il servizio del tuo ristorante. Per cui è un'opportunità, non è un momento di difficoltà. Questo purtroppo, devo dire la verità, ancora è un fattore in cui l'albergatore non è entrato qui. Il cliente sì, il cliente ormai non scrive più rispetto all'azienda, non scrive l'assegnazione delle albergatori, non scrive nemmeno più all'hotel, scrive direttamente immediatamente. È evidente che ci sono gli elementi, poi non sto parlando di false recensioni, non voglio neanche parlare. Ad esempio, la signora che in 3 giorni, l'ultima ha fatto 27 recensioni, 26 negative, l'unica positiva l'ha fatta sul ristorante dove noi veneziani facciamo ristoranti, non entreremo nemmeno con la tuta degli infermieri che ci sono gli ammalati di Ebola, voglio dire, lascia veramente preoccupati sulla qualità del turista che c'è in questo momento. Però anche questo è significativo evidentemente, perché la signora si lamentava di prezzi, si lamentava ad esempio di determinati tipi di sedie del nostro hotel, che è un hotel di design, è una sedia che costa 2000 euro, voglio dire, quindi andrebbe apprezzata, ma forse probabilmente il problema è che non sappiamo spiegare prima che l'albergo è un albergo dove c'è un determinato tipo di accoglienza, che l'albergo ha 12 stanze, quindi non puoi trovare la qualità dell'accoglienza che poi l'hotel ecco, questo tipo di cose purtroppo devono ancora passare all'albergo. Questo è uno dei compiti, secondo me, che le associazioni in generale, ma anche voi, tutti coloro che dialogano, che parlano evidentemente con coloro che operano, con chi dirigono o che hanno la proprietà di imprese, devono assolutamente chiedere. Nel senso che questo aspetto deve essere immediatamente traslato all'imprenditore. Il TripAdvisor non è il male perché ti porta la recensione a grande livello di visibilità e perché te la porti immediatamente, te la porta nel cuore del ma deve essere invece qualcosa che magari si guarda all'interno di questa dove si analizza, si capisce, si elimina il problema e rimarranno solo quelle singole saranno quelle che cambiano. La seconda cosa invece sono i portali di prenotazione alberghiera. I portali di prenotazione alberghiera invece devono costruirsi loro una loro etica, perché mancano perché truffano molto spesso, ma non quella truffa che può essere fatta perché il grandangolo trovano un albergo e pensavano fosse una cosa invece non ha. Quando studiavo all'università, facoltà di giurisprudenza, per un bel bloccato, mi ricordo ancora, vice mercatoribus sesin vice in circumvenire. Ai mercanti è lecito imbrogliarsi per loro, voglio dire, non può pretendere come Stato ma consumatore sì. E allora, quando i carabinieri vanno a sequestrare 2 barche, che noi avevamo segnalato peraltro, che abusivamente facevano albergo e che erano vendute come albergo all'interno di Booking, sì, all'interno di TripAdvisor, erano segnalate dal numero 81esimo posto come hotel di Venezia, sì, poi evidentemente la clientela. Come si truffa la clientela quando si mette nel primo ristorante un take away di kebab di corso del popolo. Perché questa è truffa nei confronti della clientela, ma non
una barca abusiva come all'inverno. Ultima cosa, perché il tempo poi è breve, voglio aspettare in termini di dati, è quello dei social media. Allora, io leggo e vedo delle cose abominevoli su Facebook. Io sono presente, l'associazione dei calciatori per mia scelta non è presente su Facebook, sono presente io come Claudio Scarpa, veicolo alcune cose, seguo alcune cose come Claudio Scarpa singolo. Vedo delle cose abominevoli. E qui una riflessione come categoria, ma anche come operatori del settore, ma voglio dire tutti gli operatori del settore, dal capo ricevimento alla cameriera dei cani, si leggono delle cose sull'accoglienza e questi abominevoli. Io stesso all'amico, sono 24 ore di tempo per levare alcuni commenti che sono falsi, perché poi vado in procura. Mi toccavano direttamente perché erano ma ce ne sono tanti sull'omosessuale, sulle di tutto e di tutto. Facebook non è un gruppo di amici al bar dove parli 4 amici e poi magari avendo bevuto un bicchiere di amarone o di rosso cattivo di Facebook è un luogo dove tutti ti vedono, tutti ti ascoltano e tutto è amplificato. Per cui lamentarsi del cliente omosessuale che è venuto in albergo e che ha pagato regolarmente il conto è qualcosa che è contrario all'etica che noi dobbiamo avere nel nostro animo, forte, quella dell'accoglienza. E accoglienza significa accoglienza per tutti. Negli alberghi messicani, dice hanno messo in tutti gli alberghi, dal 5 stelle fino al più misero, hanno messo il cartello dicendo qui non si discrimina per motivi di razza, di religione o per qualsiasi altro. Allora, questo è il nostro codice etico principale. Basta che paghi il conto, no? Il cliente basta che paghi il conto, per il resto è benvenuto. Commenti di qualsiasi genere, relativi alla sua religione, relativi alla sua condizione economica, relativi alla sua provenienza, relativi a qualsiasi tipo di atteggiamento, sono prese di posizione inaccettabili. Su questo dobbiamo, soprattutto i giovani, che siete più bravi di noi, probabilmente siete anche più all'avanguardia di noi in termini di vita, dovete avere la percezione che su internet l'albergatore, indipendente dal settore, non parla del proprio lavoro, non commenta l'atteggiamento dei propri clienti, nemmeno quello più strano, nemmeno quello più barbaro, nemmeno quello più arrogante. È un cliente, paga il conto e ha diritto ad avere un servizio adeguato. Dopodiché ci sono 1000 maniere evidentemente per mettere a posto anche la clientela arrogante, la clientela maleducata, c'è evidentemente. Abbiamo parlato prima della signora che invece 7 anni negativi, l'albergatore mi ha spiegato l'atteggiamento della signora era un'arroganza probabilmente dei reclami negativi erano dovuti al fatto anche che non trovava persone dall'altro lato che assecondavano la sua arroganza. Ma questo deve essere una cosa fondamentale. Mai foto dei clienti mai commenti sulla loro posizione, mai commenti sulla loro provenienza. I messicani sono delle capre, ci saranno delle capre, ma in ogni caso c'è una maniera diversa per rispettarli, ci sono invece gli scagnoti, ci sono gli italiani che probabilmente non hanno possibilità economiche per la crisi, quindi stanno più attenti in questo momento a quello che spendono, però insegnate voi cosa siete stati dei loro e torneranno in futuro quando questa maledetta crisi sarà passata verso voi. Ci sono i tedeschi che voi sapete guardano il conto in una maniera estremamente precisa, però poi alla fine il conto paga. E quindi questa è la necessità principale nell'utilizzo dei social media. Recuperiamo una nostra etica, recuperiamo un nostro modo di pensare conforme a quel cappello che vi ho detto che è risposto negli alberghi. Noi nei nostri alberghi non facciamo differenze di religione, di razza, di condizione economica. Chiunque è in grado di pagare il conto possiede i nostri servizi, noi non abbiamo il diritto di Effettivamente è molto interessante il tuo riferimento a TripAdvisor,
perché io ho avuto l'esperienza una ricognizione di TripAdvisor e ho visto veramente che è proprio difficile. Lei diceva che gli aggiornatori talvolta veramente sfuggono il buon senso. E così succede, cioè rispondere a TripAdvisor è un lavoro estremamente impegnativo che richiede grande attenzione e grande conoscenza, richiede psicologia e sapere interloquire. Non si può mettere TripAdvisor o la risposta di TripAdvisor in mano a tutti. A volte, a parte che adesso si stanno creando delle professioni che fanno proprio la gestione dei social all'interno delle strutture alberghiere, ma si vedono delle cose veramente assurde. Per esempio, io voglio segnalare una cosa in positivo, magari posso dire positivo. C'è un albergo a Rimini, che era il Meridiano, si chiama Savoia, perché è il Meridiano, dove il direttore si prende qui personalmente cura di rispondere a tutte le varie. Ecco, io consiglio a tutti quanti di andare a vedere le risposte che dà a questi clienti, estremamente positive, ma positive non soltanto a coloro che fanno i giudizi positivi, perché tutti quanti vogliamo essere altri giorni con gli obiettivi, sono bravi e buoni, e quindi fa piacere a tutti. Soprattutto le risposte che si dà a chi dà di giudizio negativo, perché comunque il negativo, se è scritto in maniera corretta, può essere da una parte, può essere suggerimento, e dall'altra parte se il negativo è scorretto, comunque lo si può sempre ricondurre al buon senso con un'azione corretta e un'azione ragionata. Pertanto, secondo me, il discorso di questa fase veramente io condivido per vedere questo è uno degli aspetti principali sui quali comunque tutti gli alberghi dovranno fare riferimento. Mi ricordo che il direttore del Hilton di Milano, di estensione, una volta aveva ricevuto un giudizio TripAdvisor molto negativo. Ma lui dice, però, facilitando, perché il cliente era arrivato di notte e si è trovato poi a dover discutere con il cliente. E beh, la mattina dopo, dalla sede della Starbucks, di Hilton, è arrivata una mail perché avevano monitorato che l'albergo di Milano aveva ricevuto una critica negativa. Questo per dire quanto sia importante la gestione delle critiche. Pertanto veramente deve essere un discorso molto molto interessante e impegnativo. Poi volevo fare un'altra domanda sugli alberghi veneziani. Io avevo detto che l'avevo incontrato una volta a una riunione e mi aveva detto che le alberghi a Venezia sono così importanti che se si fossero indicati degli alberghi, i veneziani potrebbero prendere il passerebbe ogni 3 ore, gli ospedali potrebbero dare più assistenza ai malati, una visione catastrofica. È ancora così la cosa? La dottoressa Manente del CISE, ci dice che il 70% del fatturato turistico veneziano lo danno quel 30% di turisti che dormono, che vanno al ristorante, vanno nei musei, utilizzano i mezzi di navigazione pubblica e quelli privati. Per cui il turismo a Venezia, che è la fonte principale, il parliamo di oltre 1,5 miliardi di euro di fatturato, il turismo a Venezia per gran parte viene, diciamo così, fatturato lo fanno quei turisti che dormono negli alberghi di Venezia. Sì, è vero. Un'indagine che abbiamo fatto, ad esempio, che la fece il COSI in collaborazione con il CISE, ancora nel 2004, ma sicuramente ancora valida, ci dice esattamente, ci dice che circa a parte elevato ovviamente le spese di personale, che però sono una cosa importante, perché voglio dire, il personale nostro sta in Romania, non è che abbiamo delocalizzato le cucine in Romania. Quando ordinate al Monaco una baglione di ristorante un piatto, non lo vanno a fare in Romania, lo fanno tutti, stanno qui a lavorare le persone e gli stipendi vengono pagati a persone che vengono. Quel 40% di costi alberghieri del fatturato alberghiero da erano stipendi di persone che vivono qui. Però il restante 60% viene poi speso a livello locale, nel senso che il pane lo si compra qui e il panificio esiste a tutela degli anziani che devono comprare il pane, del sottoscritto che va a comprare il pane del panificio, non esiste perché io compro 4 anni, esiste perché ci sono alberghi a 5 stelle che comprano ben di più evidentemente. L'idraulico che sta qui a Venezia, cioè a Venezia, non
non è che sta di festa, qui è un contratto di manutenzione dell'hotel, evidentemente, stessa cosa per il caldaista, stessa cosa per tutta una serie di servizi, tra cui ad esempio la CTV. La CTV addirittura paga gli autobus di Mestre, cioè i guadagni che la CTV fa sulle linee lagunari, soprattutto sulla linea 1, e voi sapete che il turista paga 17 euro, è una cosa infame la giocata, questo è argomento per un ulteriore convegno. Comunque quei 7 euro non servono solo unicamente per pagare i costi della navigazione, che sono alti mediamente, e una parte c'è un contributo che va per sostentare le amministrazioni comunali, vanno anche per sostentare gli autobus di per cui non è soltanto Venezia che vive di questo, Mestre vive di questo turismo, senza tenere conto del fatto che Mestre ormai è diventata una città che viaggia verso i 3 milioni di persone all'anno, di cui quindi è sempre in maggiore crescita, sempre nuovi alberghi e quindi anche Mestre vive di questo. Comunque sì, Venezia, togliessimo il turismo. C'è un bel film in cui mostrano cosa sarebbero gli Stati Uniti senza i immigrati, no? Assolutamente mancano le domestiche, mancano le persone, gli operai, mancano. Ecco, se facessimo la stessa operazione, è una cosa che vi proporrò di fare un giorno insieme, facciamo la stessa operazione, vediamo il turismo alla città e vediamo che cosa rimane. Rimane un cimitero. Abbiamo parlato di alberghi, prima avevo citato il signor Rodoni. Il signor Rodoni è GM dell'Unione, tutti li studiamo, li conosciamo tutti, e non posso. Io raccontavo prima che ho avuto l'opportunità di partire da Venezia con una Costa Serena e lo vedevo dall'alto. Veramente vedere il mio Scoppi dall'alto è proprio una cosa. E lui ci parlerà della propria esperienza, ci racconta un po' cosa vuol dire essere GM di una grande struttura come quella e che cosa vuol dire crescere all'interno di un gruppo come Lincoln e il training che fanno online, on-site, off-site, per far crescere. Sorry, that's much better. So yeah, I will do it in English. English is an important language in most countries. One of the reasons why I chose English. The more languages you speak, the better it is. Which goes back into training. We have 4,200 hotels worldwide, 300 team members. That means training on different levels. I graduated actually. I did it in the travel industry. I love travel. But I was just trying to back to school, so where you are, things have changed. I've worked now in hotels since 20 years, and when I graduated, internet did not exist. Just to tell you, things have changed on the planet. Social media, yes, TripAdvisor Booking.com and everything else. So training is constant for team members. For Lincoln, team members, so we work a lot with the schools, with the two teams. We work not only with local schools, but national and international schools. Training. The Chinese community now start the career with us. Thank you. I myself started as a trainee
programs. One is elevator and becomes within 10 years. That's the idea of the course. It's very difficult to get in because applications are 2,000 approximately, and it's like 10 a year. We would then go through the various assessment and go experiences in 2 different countries, 2 different results. We recently launched a specific program for accounting or finance. It's called US. Those who are another country. It's again 2-year program with 2 different properties to develop specialized team member to become financial controller for the property or council property. There's a program also for commercial, so direct business development. The business development is one of the areas I had not a clue of. I'm born and raised, in the food and beverage industry. And I've always been in the operations, so when I became a GM, my commercial experiences were very limited. One of the things that has helped me get better is the training here at Hilton. How that is done is through, it's not enough to just throw somebody in and have a doggy that is still being done, but it's not enough to develop a person and also to keep the pipeline of Hilton, because Hilton is very aggressive is trying to open as both times as possible, as many countries as possible, as quickly as possible. So we are short of staff. So we need to increase. How do you say this? Increase the number of team members and qualified team members. And if you're not qualified, we need to qualify them. Very interesting. Yes, so, which is true. And this, Good news. it's excellent. And I think, yes, and my door is open, by the way. Huh? Yeah. I think Christmas at this year, commitment to try to employ million before 2019 in the hotels, which is a big commitment for us, definitely. So going back to the training, we use not only cross-training within the hotel, we use cross-training, cross-exposure between hotels in other countries, between the hotels in the country, or some regions. We have a Lincoln University, which is all really flat. So from the Lincoln University, you can get trained it's not a mandatory training. Things have changed as well from an ethical point of view, and we need to be more disciplined, we need to follow more rules, SOX is one of the subjects, but we also only do policy training. We train our team members in sustainability. We train our team members in state policy and leadership. So we have leadership 1, leadership 2. We offer our team members, yes, we need to be eager and want to be easy to let's say, be passionate enough to want them to travel, to want them to experience, to want them to become not only a waiter or bellboy. I'm not saying that it's wrong. Some people are very happy doing that. And those positions are very much needed in hotels. And it's not one of them. So that for those people who are very eager to become GMs or directors and managers, there are courses on the site as well as off site, so different people will train. To go from leadership training. One of the courses that is just about proactive leadership. So you get to learn how to take the heads of the situation, so you can
they normally get stuck into the running of the hotel, and they don't necessarily see the full picture. And that teaches the member to actually lift off and get another picture, or full picture of the situation, fly back down, take corrective action, and then back down to the next problem. The redesign file, we have all the needs of the directors for our hotel. There's the commercial director, finance director, human resources director, and the director of operations. For those programs, or for those participants, we put them through assessment. So we get selected and we do all the reports. Then we can flexible, so we can travel, which is criteria, but once they're selected, the training lasts for 9 months, whereas they are put through the basis and go through what I was talking about with the there's also training included that is paying out. There's only live training that we can run, and there's like 24 different courses online through different universities, and that is also linked to Cornell. Cornell is recognized academically recognized worldwide. I haven't done it myself. Cornell is recognized as very good institution for managers. And once they go through the 9 months, we put them through an assessment where ES, as well as the legal are brought in to evaluate the different and tasks. So we basically let them how to perform in the group, how to perform individually, how to organize and everything else. So opportunities are there's still the same thing as the directors. There's training but having said all that, I've heard a lot about the internet. How much time I have. Speaking from a personal experience, it's impossible for a person to keep up with all the new ways looking at the e-commerce, social media, the amount of gets cleaned up coming through the social media, the devices, the booking.com, and we all need to actually use the time for them. We need to use time for them, but it takes a lot of effort, dedication, and wanting to do it. And then we understand that template and say, thank you very much for the event. No, it's not good enough. It needs to be personal. And internet has made it a little bit impersonal for the hotel. It's not, you know, the old days you used to have the guests at the bottom and you were able to speak, and now it's instant scout concept. People focus everything on the supervisor, and that's it. So we've lost touch with the guests. So, but my door is open. Be it now after the presentation, or a little bit after, or if you want to go to the hotel, that's quite right. More than happy to speak to you. Thank you. È bello avere anche una voce positiva, no? Che diamo la disperazione continua a aggiornare i turisti partire dalla finestra, no? Sempre la televisione è ancora peggio, almeno una positività. Grazie, signore. Adesso abbiamo l'intervento della dottoressa Anna Maria Tuani. Devo leggere la presentazione perché veramente è una cosa
segretario dell'associazione Anima Impresa di Utile per la promozione e diffusione della cultura sulla sostenibilità e CSR sul territorio. Il tema che tratta è particolarmente afferente al tema del convegno, perché parlerà di turismo e parlerà di etica. Per la prima volta nel corso di questo convegno parliamo di etica fine a se stesso, che sia l'etica della gestione di tutto l'agio piuttosto che altre cose. Però prima di cominciare questo, io nel ricevere la presentazione del convegno ho letto con attenzione una sua affermazione. La sostenibilità porta anche alla nascita di nuove professioni. Siccome siamo tutti quanti qui, noi giovani, che cerchiamo un posto, allora ci dica che cosa farà poi lei per noi. Buon pomeriggio a tutti. Sono tante parole, ma in realtà perché sono dottorando di ricerca, sto seguendo il percorso di dottorato e quelli sono i tempi in cui sono principalmente appassionata e quindi questo mi porta anche a fare ricerca su queste tematiche e ad approfondire i temi. E quindi spero di darvi dei consigli anche praticamente materiali da voi. Allora, la struttura della mia presentazione è questa. Devo darvi solo delle pillole di marketing del turismo per aiutare nel contesto. Poi vedremo l'evoluzione del consumatore turista, come sta evolvendo e quali sono le nuove necessità di questa persona. E poi volevo portarvi degli esempi pratici proprio di come i social media e la sostenibilità vengono applicati nelle catene alberghiere. Sostenibilità è un concetto, vedremo, veramente importante. Io sono segretaria dell'associazione Anima Impresa, che ha sede a Udine, e si occupa proprio di promuovere la cultura della sostenibilità in regione attraverso diversi progetti concreti gestionati con le aziende, ma anche sul territorio e sulle scuole. Cose che proprio in questo periodo stiamo avviando delle start-up all'interno di un liceo economico sociale per stimolare questi ragazzi a promuovere il territorio, ad esempio il cibo, i luoghi, fare un design sito internet, quindi accompagnarli proprio nell'evoluzione e l'attenzione verso la promozione turistica. Allora, pillole di marketing del turismo, molto brevemente. Dobbiamo tenere in considerazione che i prodotti turistici sono prodotti compositi, quindi non c'è solo la singola impresa, il singolo hotel da comunicare, ma l'hotel è inserito all'interno di un contesto. Come un'azienda non è una cattedrale nel deserto, ma è inserita e innervata proprio all'interno di un territorio che ha delle specificità, che ha delle risorse locali e pubbliche e che offre anche un sistema di offerta territoriale. Queste informazioni ci servono per comunicare in modo adeguato. L'esperienza complessiva di bene degli elementi, come abbiamo visto, controllati direttamente dal soggetto quindi dall'albergo, ma che vengono anche, non possono essere controllati tutti, grazie appunto alle social media, che ci offrono diverse possibilità di interazione e di coinvolgimento dei nostri futuri turisti e ospiti. Avevo preparato un video, ma ve lo lascio come compito per casa, se avete piacere su YouTube, lo cercate Albergatore 3.0, per vedere proprio l'evoluzione dell'albergatore dal 1.0 al 3.0. Abbiamo fatto diversi spunti, quindi non mi soffermo su questo. Ok, il nostro viaggio iniziava da qui. Quando si voleva prenotare una vacanza turistica, si andava nelle reti di viaggio, negli uffici di promozione turistica, piuttosto che qualche recensione sui giornali, telefono, eccetera. Ora il mondo, come abbiamo visto, è cambiato. Quindi abbiamo il 76% dei consumatori che non crede più alla pubblicità e l'89% dei viaggiatori che si fida dei consigli degli altri viaggiatori e gli articoli pubblicati sui blog di viaggio. Si parla di marketing virale, quindi come l'influenza, come il virus di influenza trasmette da persona in persona, così il marketing funziona anche su internet. E anche a voi magari capita di fidare di più dei consigli che vi dà un amico piuttosto che di una pubblicità di un operatore turistico oppure di un brand aziendale. Un nuovo turista sta nascendo quindi e ha queste caratteristiche da tenere in considerazione. Un turista informato, che ha sempre più informazioni nel proprio bagaglio, esigente, che crea contenuti e questa è la peculiarità proprio dei social media. Quindi quando noi postiamo proprio su Facebook, su Twitter, una foto, un commento, noi stiamo creando un contenuto.
adattato, fair trade, e l'attenzione alla sostenibilità è sempre più in evoluzione, e questo vale anche nel mondo del turismo. Quindi un turista che ha bisogno di contatto, di esperienze, di immersione, di autenticità e di relazione. Ed è questo il punto che ci offrono i social media, la possibilità di interagire continuamente in qualsiasi momento con i nostri turisti. Si parla di generazione Y, la maggior parte di voi è già nella generazione Z, quindi ma dobbiamo tenere in considerazione che un terzo degli ospiti nella rete del hotel fa parte di questa generazione Y, quindi tra i 57 e i 95, persone che sono molto più propense ad accettare consigli dei propri pari e quindi fanno più affidamento appunto alle informazioni che trovano online. Il turista diventa quindi visitatore, non è uno sbaglio, ma è proprio la parola visitatore e attore. Attore protagonista, non è più una comparsa come un film, ma diventa attore. Quindi per la parte degli avversatori è da tenere molto in considerazione. Quindi cosa facciamo? Come possiamo reagire a questo panorama? Vedremo quindi social media e sostenibilità. Questi li conoscete più o meno tutti, credo, come social media. Questa è la definizione accademica, se vogliamo, è un gruppo di applicazioni basate su internet che si basano sulla tecnologia web 2.0, quindi la possibilità di creare contenuti e di interagire, e che consentono quindi uno scambio e un'interazione continua. Quali sono i principali social media utilizzati? La cosa è più importante, la definizione di una strategia, perché se vedete questo iceberg abbiamo in alto le tattiche, che sono gli strumenti, a sotto la linea ci sono le strategie. Per un marketing manager o chi si occupa proprio della gestione dei social media è innanzitutto importante definire gli obiettivi, quali sono, come vengono misurati, che contenuti andare a pubblicare, sono tutti elementi da considerare per poi decidere quali strumenti utilizzare. Sempre più, infatti, dicevamo, si sta affermando la figura del social media manager. Abbiamo fatto una ricerca quest'anno e abbiamo evidenziato come il social media manager non è ancora una figura in azienda che ha un ruolo specifico come può essere il marketing, le relazioni esterne, ma è inserito all'interno della funzione marketing oppure delle funzioni di pubblica relazione. Quindi, anche come stimolo per voi, volevo darvi appunto questo stimolo per dirvi che è una figura nascente che si sta sviluppando sempre di più. Dall'altro lato, sostenibilità, abbiamo detto, è un concetto enorme, veramente, ha una letteratura incredibile alle spalle, ma l'affermazione è questa: lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa il bisogno del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Ed è praticamente composta da tre aree: economica, ambientale e sociale. Innanzitutto economica, se non facciamo profitto non andiamo avanti. Poi bisogna capire come si fa questo profitto e quindi interviene la sostenibilità ambientale e sociale. Ambientale nei confronti proprio dell'ambiente e del territorio e sociale nei confronti dei propri portatori di interesse, cosiddetti stakeholder, che possono essere interni come le risorse umane, i dipendenti, ma anche esterni come i clienti, i fornitori, tutta la società che sta attorno alla struttura. Come si può però comunicare questa responsabilità sociale e sostenibilità? Diciamo che ci sono tre linee di pensiero. Una è quella informativa, quindi l'azienda comunica in modo diretto ad una via verso i propri stakeholder, portatori di interesse. Un'altra è quella response, quindi l'azienda si mette il cappello per vedere quanto sono bella, quanto sono brava, ma in realtà sta solo cercando di attirare l'attenzione. E poi c'è quella più importante, l'involvement, quindi il coinvolgimento a due vie tra l'azienda e gli stakeholder. E questo è raggiungibile proprio anche grazie ai social media. Quindi social media e sostenibilità hanno tre elementi in comune: trasparenza, etica e innovazione, e consentono proprio una partecipazione della comunità e un continuo feedback. Andiamo sugli esempi pratici adesso. Social media, come possono essere utilizzati? C'è la catena Marriott che ci dà la possibilità di accumulare dei punti per avere delle notti gratis o delle serie gratis in albergo se noi retweetiamo o postiamo qualche post su Facebook riguardante la catena. Quindi si può fare
praticamente ti dice con un tweet io ho 25 tweet e mano a mano vado avanti così per guadagnarmi una possibile notte gratis. Poi c'è invece il Four Seasons che ha attivato questa campagna su Pinterest per i social network delle immagini, quindi fate conto una grande bacchetta con dei post-it essenzialmente, dove posso andare a inserire i miei interessi. E se io decido di andare al Four Seasons di Toronto, creerò una bacchetta su Pinterest, scrivo nel commento che sto andando a Toronto e c'è il social media manager che sta dietro il social media di Four Seasons che andrà a caricare il contenuto della mia bacchetta e quindi inserirà i consigli di viaggio, dove andare a mangiare, quali consigli di visitare e arricchisce in questo modo la mia bacchetta nel mio personale social media. Sì. WhatsApp, quanti buoni WhatsApp? Ok. Questo è un hotel che ha notato come sempre più clienti o potenziali tali stavano chiedendo disponibilità in albergo tramite la pagina di Facebook, quindi tramite Messenger. E quindi hanno detto, ma perché non attiviamo una linea diretta su WhatsApp per prenotare, per rispondere a delle richieste? E così hanno attivato appunto WhatsApp e sta avendo un successo incredibile. Lo comunicano chiaramente anche nella loro pagina di Facebook, ma in questo modo hanno un contatto diretto appunto e immediato con i potenziali turisti. Gli spunti Social Hotel Awards, anche qui potete cercare su internet, vengono premiati i migliori hotel a livello internazionale, come il miglior promozione di Facebook, il miglior Twitter. So che anche a livello nazionale si è premiato il Molino per il miglior Twitter. E poi i migliori video digitali, in questo caso anche potete andare a cercare. Questo hanno coinvolto dei blogger, 4 ragazzi che sono andati in giro per il mondo a filmare gli hotel e hanno realizzato anche un simpatico video proprio di promozione a costo zero per l'hotel, perché sono stati poi i blogger a caricarlo online e realizzarlo. Come miglior campagna digitale integrata invece abbiamo proprio da Hilton che ha un sito internet su YouTube con una mappa digitale dove voi vedete per ogni hotel la possibilità di caricare i contenuti e i consigli di viaggio per le destinazioni. Non dimenticare la parte offline. Quando noi decidiamo di attivare dei canali social media, dobbiamo comunicarli anche nell'offline. Quindi possiamo mettere il like sulla porta dell'hotel, possiamo mettere il check-in su Foursquare sempre con il banner, oppure una classica lavagna che magari è più efficace di qualsiasi altra cosa. Esatto. Però far comunicare sempre anche dal punto di vista offline la presenza di social media. O anche così trovare nel web. Ok. Esempi di sostenibilità. Quindi abbiamo detto sostenibilità economico, sociale e ambientale, ok? 3 aree che vanno sempre integrate per vedere il profitto, però capire come viene realizzato. Questa è una campagna attivata da Best Western con LifeGate e praticamente offrono la possibilità di un rating di sostenibilità. Come su TripAdvisor vedete le stelline, vedete anche altri siti il coinvolgimento degli utenti proprio nel capire quanto viene apprezzato un hotel. In questo caso si capisce quanto viene apprezzato dal punto di vista sostenibile. Allora hanno messo le foglie per far da un lato sensibilizzare proprio gli hotel ad adottare delle buone pratiche in termini di consumo di energia, consumo di acqua, piuttosto che altre caratteristiche, e dall'altro anche proprio far capire ai consumatori quanto quell'hotel può essere sostenibile. Questa è un'altra catena, non so se lo conoscete, hanno un programma Vedere Verde, è stato ideato proprio per introdurre e promuovere prodotti e servizi ecocompatibili e pubblicità e opzioni sia all'interno che all'esterno degli hotel. Vi leggo solo questa affermazione. Il nostro obiettivo è consentire a ogni ospite di poter fare scelte consapevoli a livello ambientale e offrire agli operatori tutti gli strumenti necessari per ridurre l'impatto complessivo sull'ambiente.
e l'OFI contribuisce ad aumentare la conoscenza di possibilità ecocompatibili e offre valide alternative alle attuali abitudini. In che modo? Quindi hanno ad esempio un po' di usatori ecologici in camera, permettono di risparmiare acqua indicando ai clienti se vogliono utilizzare l'asciugamani, oppure sono una lavanderia con i vestiti ecologici, eccetera. Diverse azioni che vengono però comunicate, ed è questa l'importanza, non solo fare le cose, ma comunicarle in modo adeguato. Quindi, come diceva anche Damiano De Marchi, il turista diventa co-creatore di valore. Questa è una delle parole che sempre più ricorrono, la co-creazione di valore. Farsi raccontare più che raccontarsi e poi cercare di proprio imparare a fare tesoro di quello che sono i commenti che non si vedono. E poi appunto nascono nuove figure professionali, da un lato il social media manager, ma anche il CSR manager che sta affermando in azienda, chi si occupa di sostenibilità in azienda, attuando diverse campagne promozionali, comunicando in modo adeguato tramite anche social media quello che viene fatto dalle in modo responsabile. Lascio con questo augurio, siamo fatti da Steve Jobs, e arriviamo a questo Severino. Ci sta. Aspetto un libro Italiani di domani, che quindi siete voi praticamente, con le 4 T, talento, tenacia, tempismo e tolleranza. Guardate queste 4 T in tutto quello che fate. Voi non potete sognare, voi dovete farlo, ed è questo veramente l'augurio che vi faccio con queste È tutto il suo intervento, però bisogna puntualizzare anche una cosa, perché gli aggregatori sono dei furbetti, no? Tante delle cose sostenibili sono sostenibili per loro, nel senso che riducono i costi, no? Le stovaglie che vengono lavate di meno, il dispenser di sapone, quindi non si butta via il sapone, quindi sono tutti effetti. Il cliente un attimo veduto sa riconoscere questo da chi invece lo fa in maniera corretta. È qui che bisogna fare attenzione, cioè non è che vada bene tutto, perché un atteggiamento di sostenibilità non coerente, non corretto, si ritorce contro e diventa una cosa negativa. Io posso dire per esempio un'esperienza che ho vissuto. Circa 10 anni fa sono stato a Bali, all'Hyatt, e bel albergo, molto bello, con piante, fiori, tutta una spiaggia, c'era di tutto. Allora leggevo le istruzioni e tutto scritto su carta riciclata, quindi già per tutti forse 15 anni, anche molto tempo. E poi tutte le istruzioni, noi siamo attenti, consumo energetico, a questo, a quello, non sprecate sapone, e semplicemente cambiamo, non lo cambiamo, poi c'è la descrizione di come era nato questo complesso. Allora, questo complesso era nato dalla distruzione di 2000 palme. C'era un palmetto di 2000 palme che questi avevano abbattuto per fare l'albergo. E poi vengono a raccontare a me che io devo risparmiare sul sapone. Secondo me questo è un altro clamoroso. Quantomeno potevano fare a meno di scrivere che hanno distrutto il palmetto, no? Però questi hanno così un'arroganza, no? Un modo di fare così prepotente, non si rende neanche più conto che diventa come ridicolo. Questo era. Quando si parla di sostenibilità e responsabilità sociale, è proprio il limite tra questo e il concetto di greenwashing, quando l'azienda si fa una tonnellata di verde, e fa vedere appunto, come dicevamo prima, quando è bella e quando è brava. Ci sono purtroppo tantissime aziende che lo fanno e che comunicano in modo splendido e fantastico, però alle spalle non c'è dietro di vero, no? Ed è qui che rientra la strategia di in questo luogo l'imprenditore o chi sta al vertice deve avere questi valori che poi vengono trasmessi anche all'interno e vengono comunicati in modo adeguato. A me
adesso qui abbiamo il nostro amico Claudio Nobile che è venuto a trovarci, che ci racconta un po' delle sue vicissitudini, un grande personaggio storico. Parlavo poco fa con una persona così un po' di mi raccontava che ad esempio Papadopoulos, una volta era questa grande presentazione di Curto Maltese, quindi il libro di Curto Maltese così via, perché rappresenta Venezia. Però quella persona si era dimenticata di chi aveva inviato tutto questo. Per la verità, Curto Maltese è stato un caso, non di quelli che hanno utilizzato un po'. Quando nella vita c'è un momento che voi da una parte avete la vostra esperienza da queste cose, dall'altra avete una più con l'esperienza pesa di più di questo bicchiere. Non è che ha un problema. Se voi fate parte di questo problema, fate parte della situazione che poi da vi fanno presidente onorario perché non erano più stati. Se per caso foste massone, in cima alla scala ventatesimo all'ultimo grado. Io sono un po' in una situazione che da un secolo faccio parte di questo mestiere. Qualcosa posso dire di quello che posso dire? Faccio parte della vita, se potevano anche poi a meno, mia suocera ha 104 anni. Volevo tranquillizzare che a proposito delle palme, da una decina d'anni le palme sono vittima del punteruolo rosso, perché l'estate uccidendo tutti. In Sicilia 50.000, io sono di Sanremo, le regioni, tutti quelli più belli stanno e quindi anche se non li tagliavano, il punteruolo rosso purtroppo arrivano con queste navi certe, meno male che vedi che sono cose che però con le navi eccetera. E cosa posso dire? Non è scappato Svenska. No, sicuramente le lingue sono importanti, allora io penso che parlo inglese perché il direttore aveva parlato in inglese e quindi parlo in inglese. Le lingue, diciamo, quando ho cominciato io, 7 anni fa, bisognava sapere sì delle lingue, però bastava sapere l'inglese con 2000 parole, gli inglesi ne hanno 20.000. Oggi, se voi non lo sapete come lo sa il dottore, conoscete l'inglese, conoscete il dottore, che deve essere la tua lingua, non andate da nessuna parte. Quindi, mentre da noi era un plus sapere la lingua, anzi, vi sta dicendo che se volete andare a lavorare all'Into, dovete andare a fare il colloquio, se lo fanno io, è un'altra lingua. No, è importantissimo, dato che voi state studiando, non perdere tempo, se la scuola non è sufficiente, andare sui posti, poi ma la lingua oggi è indispensabile. L'inglese è indispensabile perché è la lingua di uso in questo mestiere. E poi dovreste conoscere, ad esempio, pensavo prima che ho vissuto un po' in Svezia, ma non serve niente, perché invece è una scuola per l'inglese, eccetera. E quindi l'inglese la sapeva per forza. Poi probabilmente deve sapere anche il russo, deve sapere secondo me anche il cinese, perché l'attività dei cinesi dice sì, ma c'è l'interprete, c'è no, deve essere tutto, deve riuscire a capire. L'esperienza in questi tempi, in questo lungo periodo, allora uno è questo, l'altro io ho una nipotina che ha 4 anni e l'altro giorno voleva vedere una favola più o meno sulla riforma di padre e dice, vediamo di questa cosa, no,
E siccome non ne venivo fuori, dico, guarda, aspetta, insomma, l'ha messa a lei. Ha detto, guarda, tu accendi, l'ho acceso, oggi fa parte del vostro DNA, immagino che per queste cose che non c'è bisogno nemmeno di dirlo, perché ce lo dovreste avere la vostra federazione del DNA. E oggi funziona tutto con questa cosa. Allora, ai miei tempi, quando facevi il direttore, e ti chiamavano da paesi, ti chiamavano chiamavano dal Belgio. Invece adesso ti chiamano su questo pacchetto no, ti chiamano alle 2 di notte, perché magari a Francoforte, a Stessone, magari in America, chissà, è un altro orario, loro ti chiamano, ci senti, ho visto che hai usato mezza cameriera in più il mese scorso. Come sai, sì, una piccola settimana lì, perché a noi in effetti vogliono una risposta immediata. Oggi bisogna vivere di questa cosa qui, anzi, probabilmente si fa meno di tanta gente perché si risolverà tutto questo. Una cosa che a proposito degli state advisor, no, a proposito di questo state advisor, bisogna tenere conto, c'era il mio amico Domenico che riceve questi e lui li combatte se in qualche modo, oppure un altro amico aggregatore che si chiama Italia, che diceva che non sia qua, che polemizza quello che diceva il contratto, cioè polemizza col cliente perché il cliente ha detto è importantissimo, questa cosa è importantissimo di rispondere. Per curiosità, l'altro giorno cercavo qualcosa dall'algoritmo e cercavo qualcosa che c'era prima, l'ho visto e lo so più, e ho guardato su questo tipo. Loro rispondono a tutti, tutti quelli che dicono bene, quelli che dicono male, eccetera, quelli che dice male, perché il cliente ha sempre ragione, soprattutto quando è corto, perché paga, poi naturalmente anche il programma, però bisogna, purtroppo non è bello, però loro rispondono a tutti, quindi se volete imparare come si fa, basta che andate sul loro sito. Il problema qual è? Quello che dicevo prima, che non puoi fare una risposta standard, perché a tentazione, molti cosa fanno una risposta standard. E quindi il problema è che bisogna fare la risposta personalizzata e ci vuole qualcuno che lo fa. Hai 100 risposte da fare e devi fare qualcosa di diverso. L'ultima cosa, la tecnologia, d'accordo, perché bisogna seguirla, bisogna utilizzare tutte le tecnologie. Sono andato tempo fa, non era anche abbastanza in un albergo che era tutto automatizzato, che era tutto la camera, la luce della camera, eccetera, eccetera. E poi quando tu camminavi nel corridoio la luce si accendeva, quando tu camminavi questa cosa qui. Però poi quando sono stato dentro i siti sono incontrati di tempo e io sono uno stufatino, quindi scrivo delle storie e non ho molto la sensibilità sulla persona, non riuscivo a accendere la televisione, non riuscivo a dire che non riuscivo a un sacco di problemi, cioè ogni volta che vedevo allora diciamo che possiamo anche valorizzare l'albergo stupido, ossia non è che bisogna avere soltanto l'albergo deve avere sì tutta questa tecnologia, essere soprattutto la gestione, eccetera. Poi nella sua realtà deve avere anche dei lati stupidi, quindi se vedete un albergo stupido preoccupatevi di questo. Tutto l'altro Grazie Claudio. Adesso abbiamo l'opportunità di vedere, di approfondire una realizzazione che utilizza internet. Quindi una cosa che non è direttamente legata all'ospitalità, che però viviamo tutti i giorni. Parlo di
City Pass Venezia Unica. City Pass Venezia Unica, di cui io non conoscevo l'esistenza, devo dire, abitando a Milano, non è che sia una cosa grave, però sceso dal treno e andando a prendere il vaporetto, che poi anche sbagliato, l'ho fatto apposta, ho visto il logo di City Pass Venezia Unica. Mi ha colpito questa diffusione così enorme. Pertanto sono anche curioso di sapere che cosa il dottor Stevanato, responsabile di business di Vera, che è la società che ha contribuito alla realizzazione del portale, ci racconterà. Grazie, io ho un tono di voce che purtroppo ormai si consiglia con il public speaking. Dunque, allora, innanzitutto una breve presentazione di cos'è Vela, nel senso che Vela è l'azienda che riveste il ruolo di braccio commerciale del gruppo AVM. Il gruppo AVM è il gruppo che ha in carico da parte del Comune di Venezia la gestione di tutti gli asset della mobilità comunale. Qui stiamo parlando sostanzialmente della principale azienda del gruppo che è ACTV, e quindi nota per la gestione delle linee dei vaporetti e degli autobus già citati prima, nel famigerato prezzo del dicevo che quindi è un'azienda, un gruppo di aziende che gestisce non solo gli asset della mobilità in realtà, negli ultimi 18 mesi il Comune di Venezia ha per delibere comunali assegnato al gruppo e in particolare direttamente a Vera tutta una serie di altri asset che sono quelli inerenti all'accoglienza turistica, ovvero in Vera sono state incorporate altre società partecipate comunali che prima erano indipendenti, che sono la Venezia Marketing Eventi, che gestiva e gestisce tuttora all'interno di Vera i grandi eventi turistici tradizionali della città di Venezia, quindi dal Carnevale, alla Regata Storica, all'Avventura, sono tutti gestiti da questo gruppo comunale. Non solo, all'interno del gruppo è stato incorporato anche gli eventi congressi, quindi la gestione dei grandi congressi in Venezia, e prima di questo tavolo tondo si parlava della gestione delle grandi sale congressuali a Venezia. Anche questo asset è in gestione a Vela. Altri asset dati in gestione dal Comune a Vela sono ad esempio la gestione dei grandi spazi comunali, quindi da Piazza San Marco per il concerto di turno, di grande emozione, sono stati sempre gestiti da Vela, piuttosto che il fundraising e la gestione dei rapporti con i grandi sponsor della città. Quindi quando vedete una grande affissione a Venezia è perché c'è stata un'intermediazione progressivamente da parte di Vela. Oppure quando vedete un grande evento come un flash mob organizzato come quello che c'è stato da parte di Campari, che ha composto utilizzando delle persone come le Margherita Rantoni, una grande bottiglia di Campari di formato, ecco, anche queste cose ovviamente vengono gestite attraverso il gruppo. Questo per darvi un'idea del fatto che la città di Venezia negli ultimi tempi ha ravvisato l'esigenza di focalizzare questi asset di accoglienza della città e anche di gestione del suo marketing, c'è anche il logo della città di Venezia, un unicum, direi, che fosse in grado di focalizzare tutta questa energia e potenzialità in occasioni di integrazione. Queste occasioni di integrazione dovevano avere anche una piattaforma su cui basarsi. Quindi nel corso degli anni la città di Venezia ha gradualmente acquisito degli strumenti tecnologici per giungere a questo obiettivo. Si è partiti nel 2006 con un impegno economico enorme, che è stato possibile solo grazie
finanziamenti regionali ed europei, è quello della piattaforma IMOB, che vive a Venezia, perfettamente, che è quella piattaforma che consente la bigliettazione elettronica sulle linee di trasporto pubblico. E questa, che sembra una rivoluzione di poco conto vista dall'esterno, in realtà ha significato dotare quelle che sono le principali infrastrutture di transito all'interno della città, con i pontigli, di una rete di accesso elettronica che consente, a partire dall'altro elemento di rivoluzione dello trasporto, che è Venezia Unica, di unificare in un unico sistema di controllo accessi l'accesso alle strutture di accoglienza turistica, e quindi non solo la rete di trasporti, ma ad esempio anche l'accesso alle strutture museali. Quindi Venezia Unica, definito come City Pass, è la tessera che per il turista diventa una City Card, cioè l'equivalente del London Pass della Parigi, ma con un qualcosa che all'estero nessuno ha ancora fatto, ovvero l'integrazione di ciò che è l'infrastruttura pubblica con quella privata e turistico-culturale, perché Venezia Unica è aperta come piattaforma anche ai privati, non solo al pubblico. Quindi il grosso salto culturale che il Comune di Venezia ha fatto lo scorso anno è stato proprio questo, cioè decidere di donare alla città di Venezia una piattaforma che fosse aperta a tutti e spostabile a favore dell'accoglienza turistica. Quindi Venezia Unica viene intesa proprio come questo, non è semplicemente il sito web, c'è anche il sito web che fa parte della struttura e-commerce dell'intera piattaforma, ma in realtà il prodotto Venezia Unica viene venduto su Expedia, viene venduto su tutti i principali portali e-commerce, perché viene venduto in modalità B2B, oltretutto, cioè noi intermediamo l'accesso a queste infrastrutture, i musei, rendendo disponibile il codice di accesso, quindi il biglietto virtuale, anche a tour operator e hostel, con altri attori siano rilevanti per raggiungere il turista. La diversificazione del canale è un successo indispensabile per riuscire oggigiorno a solvere quelle che sono le esigenze diversificate di accesso a una città turistica rilevante come Venezia, che il turista moderno ha. Però è anche vero che per riuscire a fare vera accoglienza devi fare un salto di mentalità importante. E il problema rivelato prima è molto tipico di questo, cioè in sostanza il fatto che il turista possa arrivare a Venezia e già essere disorientato nella scelta del trasporto pubblico è un problema che ad esempio il CDU, in quanto azienda classica del trasporto, ha affrontato e cercato di risolvere in più modalità, e tra l'altro ricorrendo anche a situazioni di consulenti, facendo la comunicazione solo più volte, e vi assicuro che è sempre impossibile riuscire a comunicare a persone con culture diverse e con esperienze diverse con la stessa efficacia quella che è l'indicazione di mobilità. L'esempio del comunicare questo in progetto, l'esempio di Soltino in questo caso, è sfruttare una delle altre grandi realtà, che è quella dell'open data, cioè il fatto che un patrimonio di informazioni come quello a disposizione delle pubbliche amministrazioni venga reso disponibile a tutti gli sviluppatori online, comporta che oggi, se voi utilizzate ad esempio applicazioni come Music, che io ho installato sul mio cellulare, oppure come Google Maps, trovate i dati dell'azienda CTV all'interno di questa applicazione. Quindi arrivando a Ferrovia potete tranquillamente lanciare una di queste applicazioni e sarebbe questa a dirvi e a orientarvi
su come spostarli e quale sentire prendere. Questo salto culturale non è facile per le aziende pubbliche, ma è esattamente quello che sta avvenendo non solo a Venezia, perché c'è una fortissima spinta in tal senso, e a Venezia vi garantisco che è già stata colta e forse più rapidamente che in altre città. Questo comporta naturalmente che si stiano aprendo una serie di prospettive e anche di possibilità lavorative, come detto prima, perché è una delle figure che si stanno aprendo, perché ce ne sono altre di altrettanto rilevanti, che vanno colte come opportunità per tutti coloro che hanno la sensibilità di porsi nel confronto dell'innovazione. Io avevo portato la classica presentazione istituzionale, proprio denunciato, fatela vedere, sia perché comunque abbiamo già approfittato molto della vostra attenzione, andando con 45 minuti chiedere con la questione continuativa, sia perché mi sono reso conto, nella presentazione dei colleghi, che non era il registro giusto, nel senso che la presentazione istituzionale di una piattaforma come quella di Venezia Unica che avrebbe portato a pensare che questa fosse l'ennesima iniziativa fortemente radicata nel perseguimento della funzione istituzionale da parte dell'azienda piccola e pubblica amministrativa. Non è così. Noi siamo fortemente improntati a rivoluzionare quello che è la presenza e portare testimonianza di questo, no? Io credo sia importante per darvi misura di quanto ormai l'Italia si stia rivoluzionando nell'ambito del turismo. Il turismo adesso, come nel resto d'Italia, sta subendo una mutazione che addirittura, mi tocca aggiungere, coinvolge la pubblica amministrazione. La coinvolge in modo così pervasivo che sta diventando efficace la rivoluzione. E completerà questo processo a Venezia nel giro di 2 o 3 anni, vedrete che l'integrazione con il privato sarà tale che l'offerta di accoglienza potrà fare la differenza nei confronti del turista e arriveremo forse non troppo tardi rispetto all'Italia. Allora, gli interventi sono quasi finiti perché poi a conclusione ci sarà poi Gianmatteo Zampieri che ci racconterà che cosa succede in terzo e in terzo. Questa è una cosa che mi lascia più sospesa. Noi qui aspettiamo un po' perché è presto per svelare il mistero. No? Adesso invece voglio dare la parola ai giovani, eccoci qua. Vorremmo sentire qualcuno che abbia qualcosa da chiedere. Io ho detto prima che è un'opportunità per parlare con le persone che sono qui. So che è difficile rompere il ghiaccio, la prima persona che si alza è una caramella, ecco la signora. Well, I have a question for Mr. Young. And first, nice to meet you. Mr. Young, my name is Mana. I'm attending the University of International Economics and Management at the University of Canada. And I would like to know the possibility to do my study in the University next year. And thank you very much. Because I think it would be very good experience in Europe. Venice could be perfect. Because sorry. Marketing is larger that I like very much. About marketing. Yes.
una ragazza fortunata. Chi altro è fortunato qui? Altra caramella? Come no? Allora, capo, poi davanti al presidente che ci stanno tutti. No, giusto due considerazioni in merito a quanto è stato detto finora. Damiano, nel suo velocissimo intervento, ha parlare di Booking, definendo poi una specie di agenzia online. No, Booking è un'agenzia. E attenzione, no? Parla a TripAdvisor, che è un'altra cosa. TripAdvisor non si occupa semplicemente di valutazione del genere, si occupa solo semplicemente di recensioni, che è una cosa diversa. Il dottor Scarpa, che purtroppo è andato via, parlava di questa è arrivato addirittura notevole parlato dello 81esimo posto a Venezia. Attenzione, il posto per quanto riguarda le recensioni. Non sono le stesse, sono le falline. Allora, TripAdvisor intanto non si distingue non solo perché, come abbiamo detto, non è. Allora, dicevo, TripAdvisor non è un'agenzia online. Per chi? Tanto hanno la possibilità tutti di fare una recensione, scrivere una recensione. Di solito lo fanno in forma anonima, questo già non andrebbe fatto. E soprattutto è molto facile che qualcuno scriva male o bene di qualcun altro senza esserci mai stato. Questo è un dato consultabile. La cosa non è possibile invece farla attraverso Booking, che comunque se è diventata forse l'agenzia online più credibile è perché se l'è conquistata tutta. Ha sostanzialmente trovato terreno fertile, perché se ci fosse stata una intelligenza di sistema in Italia, probabilmente, parlo dell'Italia, ma anche se Booking ha avuto e ha molto successo anche altrove, ma non in una forma così esclusiva come ce l'ha qui da noi in Italia. Ha trovato terreno fertile, dicevo, perché non c'è stata e non c'è un'intelligenza del sistema. Cioè, ci siamo accorti di Booking solo quando ormai aveva acquisito una grossissima fetta di mercato. Noi partiamo sempre dal presupposto, parlo di noi operatori del settore alberghiero, partiamo sempre dal presupposto che comunque sia una grande opportunità avere, ospitare persone che hanno individuato la nostra struttura ricettiva attraverso Booking, anche perché in moltissime realtà probabilmente quel tipo di ospite, di cliente non sarebbe probabilmente neanche mai arrivato in quella struttura ricettiva. E indiscutibilmente Booking ha una potenza anche a livello visivo che è impressionante, sufficiente collegarsi ad internet per citare qualsiasi frase inerente al turismo, l'hotel o comunque una prenotazione, che Booking è sempre più di posto, come lo è in fondo anche TripAdvisor. Quindi dicevo, rispetto a TripAdvisor, in forma anonima, su Booking no, assolutamente. E se una persona non ha soggiornato in un albergo, non può poi ricevere questa scheda che viene chiesta di essere compilata perché sostanzialmente crea e fa recensioni. Un'altra cosa che troverei interessante da dire, abbiamo un po' detto a trovarlo, noi abbiamo parlato anche con una certa enfasi su questi dati statistici che abbiamo snocciolato e probabilmente sono anche molto difficili da digerire, no? Non pensando, come ha detto giustamente Novio, che voi siete nati con questa tecnologia, ma fino a un po' di anni fa la tecnologia non esisteva, come è stato già detto. Quindi vorrei anche ricordarvi che ciò che studiate a scuola non è preistoria. Sostanzialmente vengono dati gli strumenti per capire come e in che modo con questa nuova tecnologia questa possa essere messa in campo. È chiaro che i cambiamenti che ci sono stati negli ultimi 10 anni o 15 anni con queste nuove tecnologie stanno andando a un ritmo vertiginoso, direi quasi fin troppo veloce. E quando si parla di turismo 2.0 ormai si deve già parlare del 3.0, sta facendo dei passi enormi. Quindi anche le cose che andate a studiare, che vi sembrano fuori dal tempo, pensateci bene, ma sono le cose che vi fanno capire meglio come e in che modo queste poi possono essere messe con
un'applicazione, magari un software gestionale che ha sicuramente semplificato tantissimo tutto ciò che in origine veniva fatto a mano. Si parlava stamattina con una nostra insegnante anche della enorme difficoltà che c'è oggi nel fare una semplice divisione, non semplice non è, farla senza l'ausilio della calcolatrice, è una cosa fuori tutto. Ma provate anche a pensare a un'altra cosa. Il primo cellulare è stato inventato, se non sbaglio, nel 1973. Quando è stato messo in commercio, circa una decina d'anni dopo, pesava 1,750 kg. Era una cosa impressionante. Attenzione, ma aveva anche una batteria che pesava più del doppio. Quindi uno si doveva portare a tracolla anche la batteria. Sapete che cosa è successo? Poi c'è stata la corsa al cellulare più piccolo possibile, salvo adesso riprendere dimensioni più definite, più grosse, anche perché servono per poter utilizzare i social ed essere più interattivi. A questo punto dovete necessariamente fare delle domande, perché non possiamo pensare di chiudere qui la serata, altrimenti passo la parola a Antonio e comincerà a parlare per aneddoti e credetemi, non teniamo più. Correva l'anno 1924. Lui di tale discoteca che se loro venivano più volentieri. Comunque, ci sono altre domande? Altra caramella, niente? Insisto. L'ultima riflessione sulle tecnologie. Le tecnologie non sono la panacea di tutti i mali della produzione di tutto. Ad esempio, io sono un tutore di Gordon Turing, operiamo nel settore del turismo principalmente su internet. L'80% del nostro fatturato deriva da internet, quindi sono state dedicate come questa cosa qua, il 80% si vuole mettere a pagare carte. Ebbene, tecnologia. Però io non ho neanche il cellulare. Io ho tantissimi cellulari. Perché? Perché la tecnologia secondo me va governata, cioè non dobbiamo diventare schiavi, parliamo di tecnologia, però la tecnologia semplicemente noi dobbiamo usare senza essere schiavi. Bisogna governarla, bisogna sapere che è lo strumento in molti casi ci produce reddito, però comunque non siamo noi la tecnologia. Quindi bisogna anche fare attenzione a non coinvolgerci troppo. Quindi, secondo me la tecnologia anche spesso viene descritta in maniera non propriamente corretta, no? Diventa lo strumento principale della nostra vita. Va bene. È abbastanza strano rispetto al tema, no? Perché il tema è la tecnologia, però è una considerazione del controcorrente di sempre il tema assieme alle parti. Allora, a questo punto io passerei la parola al nostro amico Gian Matteo Zampieri. Gian Matteo Zampieri, il quale oltre a raccontarci tante belle cose, poi sarà colui che premierà il primo classificato di questo gran premio che è di Formula 1. Allora, innanzitutto io sono qua con un giudice, non solo per il direttore di Cervello, ma anche per la consigliere. Vorrei innanzitutto ringraziare la vostra partecipazione e scusarmi con voi. Abbiamo cominciato 10 anni fa, stavamo in una saletta di giù, grazie a San Libera, quel signore là, lo conoscete? Quel signore là, guardate, è scaturita da lui l'idea, Ed eravamo talmente vicini e pochi. E oggi vorrei scusarmi con quelli che stanno fuori e che giustamente dicono: ma non c'è una sedia che potesse vedere, ma non c'è una cosa, la sala è piccola, questo albergo è piccolo, è una bomboniera. E qua dal 1118 ci sono delle situazioni storiche vincolanti, c'è la Serenissima, c'è la Quarta Crociata, ci sono i Templari, insomma questo è l'hotel e fa parte anche della linea, per cui teniamocelo così com'è.
ma è nato qui 10 anni fa. E questa può essere una partita dove voi siete. E scusate, con il mio doppio ruolo io sono doppiamente. Oggi uno sponsor importante per il mio Hotels non solo ti ospita qua, grazie a dare però mette anche in palio il primo premio. Lo commenteremo più tardi. Vorrei collegarmi per un attimo, brevemente, a quanto è stato detto, perché sono dei temi strettamente importanti. Qui ci sono due situazioni, una platea estremamente ricettiva. Una che ricordatelo, per noi siete un giorno all'anno dedicato al Gran Premio, siete voi i nostri noi siamo molto attenti a voi, perché voi sarete coloro che prenderanno in mano il testimone poi di quello che potrà essere questa carriera, perché sta a voi dopo cartellino. Qua dentro poi ci sono anche sono venuti e già ci hanno contattato, magari ci guardano in streaming, coloro che sono già stati premiati nelle edizioni passate. Pensate, si sono avvicendati più di 150 secondi. Quindi c'è anche una piccola nota. Perché è importante, sono loro i cantanti che hanno espresso la loro presentazioni, oppure con i rappresentanti di categoria, sono loro che alla fine vi guidano in un percorso formativo dove voi comunque continuate a essere. Il 2.0 non è altro che l'evoluzione di una situazione dove voi potreste comunque ripiazzarvi come protagonisti del lavoro. È una grandissima novità. Hilton sta cercando del personale, ma viene detto con il turismo dà lavoro, basta solo avere voglia di mettersi in discussione, studiare e prepararsi. Poi avete visto anche, soprattutto con tutti i commenti che sono arrivati, avete capito anche, cercate di tenerlo a mente, che è estremamente importante oggigiorno seguire gli andamenti. La mia testa non sta seguendo l'internet. Io ho sentito parlare di signore. La mia testa sta cercando dei social network, sta cercando delle persone per gestire tutte queste evoluzioni che fanno parte del nostro vivere quotidiano. Se andate in Twitter, se andate in Twitter, Facebook, Instagram, trovate la mia testa 3 anni fa ha voluto fondare Italian Poets. Che cos'è Italian Poets? Italiano, parla. E lì è un blog dove tutti vengono chiaramente per dire la propria, ovviamente blog di professione, ma per parlare di questo paese che è un paese straordinario. Questa regione, ma il paese italiano è straordinario. Quindi, noi avete il comando di e abbiamo le possibilità nel piccolo di cambiare quelle che sono le nostre poi quello che ci coinvolge. Sapete una cosa? La prima Felix, poco meno di un mese fa, il 22 di ottobre, a TPG 23, il nostro amministratore delegato Guido Politi ha rifilato un premio relativamente alla migliore attività social media marketing per le strutture ricettive accreditate. Ve lo leggo perché ricordavo agli ultimi Hospitality Social Awards. Non solo, Alpino Felix lancia un contest fotografico su Instagram. Quest'altra grande famiglia di social network, l'abbiamo sentito che cos'è Instagram, no? La differenza qua ce l'ho detto chiaramente, con tanti post, con tante belle immagini. E il tema del concorso è il legame con la fotocicletta. La mia paese è presente a Roma, è presente a Venezia, è presente a Londra, è presente a Milano, a Fontana nella Toscana, a Firenze, si comincia a Milano. Tutti coloro che vorranno partecipare poi si vincono il soggiorno nel 5 stelle. L'esperienza di poi emozione. Questo
quello che scoprono i nostri clienti vengono qua. Alta evoluzione, perché non si parla più di servizi, non si parla più di 800 standard che la Leading Quality Assurance ci viene a compiere. Poi viene qua anche per le 800 standard. È ovvio, però, capite? A fianco di questo, Leading Quality Assurance già da 2012 ha 5 comunicazioni. Uno, due, tre, quattro, cinque. Che cosa sono? Sempre ingaggiato. Stiamo cercando delle nozioni, non stiamo più vendendo servizi. I servizi si vendono da soli. Adesso si va a caccia di emozioni. Una finestra aperta dove si vuole assolutamente arrivare protagonisti. Nello studio, nella situazione quotidiana della vostra evoluzione di studio, lasciatevi guidare dai cari professori, cari docenti, grazie per aver portato qui questa platea. Avremmo voluto raddoppiarla, ma questo è lo spazio. La prossima volta, se ci invita il Rodoni, c'è una sala da 1000 posti. Pensa che magari non riusciamo a mettercene dentro 1500. Il decennale abbiamo voluto passarlo qui, ne siamo affezionati adesso alla Valgone, lo diciamo con tutto il cuore, proprio ci mettevamo grande passione, lo sentivamo nostro, 10 anni siamo nati qua, vogliamo celebrarlo qua questo compleanno, per cui vogliamo esserci. Cari docenti, il mondo sta cambiando, le scuole purtroppo, lo sappiamo, stanno aumentando, però voi potete dare quell'iniezione di ottimismo necessaria affinché questi studenti che oggi sono venuti qui a confrontarsi, pensa che emozione, pensa che batticuore, pensa che sudore alle mani, come capiterà, no? Eppure siete venuti qua, e non siete venuti semplicemente perché eravate gli ultimi della classe, veramente c'è del merito, un'ora, e bravi, complimenti a voi che siete venuti qui oggi. Però cari docenti, cari professori, attenzione, se il mondo cambia, bisogna seguire. E voi con il vostro impegno riuscite a dare l'indirizzo corretto a tutti coloro che saranno i perturbatori di questo fantomatico scettro, no? All'interno delle nostre strutture alberghiere e comunque dell'ospitalità. Grazie, grazie di cuore. Bravo che sei, bravo che la scena aperta, tutti insieme, sempre un pezzo. Devo stare attento anche alle telecamere, ma siamo in diretta streaming, non so che cosa possa succedere. Allora, sembra un intervento, un po' di capire, con piacere, questo intervento è arrivato il momento poi di tutti i lavori si chiudono in maniera piacevole. Ci dice Antonio, c'era un piccolo, anzi un importantissimo intervento che mi volevo ricollegare al nostro hotel manager, nonché amico Gianmatteo Zampieri, e abbiamo un nostro socio, anzi il nostro socio con eccellenza, che ha cambiato l'immagine dell'Aira Veneto in questo ultimo tempo, Marco Ardengo, che ha qualcosina da dire. È un interessante progetto che vi proporrà a tutti i presenti ed è farina, come si dice, in questo sacco, perché ha veramente voluto essere qui presente per poter condividere con voi questo progetto. Dai Marco, ti lascio il microfono. Cosa fate? La chiesa della salute? Prego. Ha fatto la chiesa della salute? No? Sì, è un famoso... Beh, sì, noi di Laira Veneto possiamo quest'altro, naturalmente. La posso dire.
Negli anni in cui si è sviluppato il web come luogo di informazione e intermediazione turistica, l'Italia è rimasta in una posizione di passività rispetto alle innovazioni che nel turismo hanno radicalmente mutato comportamenti. Non sono parole mie, ma è un estratto della conferenza stampa dello scorso 11 novembre, presentando Bar Camp, nominato prima dal dottor De Marchi, il futuro del turismo nel bel paese, che si svolgerà il prossimo 19 novembre presso la Camera dei Deputati. Buonasera a tutti e benvenuti. Il mio nome è Barbara Bastoni, lavoro in albergo e sono stessa AIRA. Permettetemi innanzitutto di ringraziare il direttivo AIRA Veneto, che ha creduto in noi, me e il collega Marco Ardengo, soprattutto il collega Marco, dando la possibilità di lavorare e studiare il puzzle non certo facile da comporre tra operatività e teoria, tra scuola e lavoro, tra professionisti e studenti. I relatori che ci hanno preceduto hanno ben spiegato la nuova figura dell'independent tourist. Ricordiamoci però, una volta arrivato in loco, cerca il contatto umano. AIRA è molto attenta a questo e a valorizzare le risorse umane che cerchiamo soprattutto in voi, ragazze e ragazzi, futuri colleghi di lavoro. E credo a questo proposito che il dottor Rodoni concordi sul primo dei 5 pilastri di una grossa compagnia Marriott che dice tutto people first. Passo la parola a Marta Pini. Grazie Barbara, buonasera a tutti. Mi chiamo appunto Marco Ardengo, sono socio AIRA da diversi anni. Nel corso del tempo sono stato segretario AIRA e da un paio di mesi sono referente per l'innovazione nella formazione di questa associazione. Il progetto che oggi vorrei presentare insieme a Barbara è un progetto che nasce semplicemente da un'analisi critica. L'analisi critica fatta sugli studenti nel corso del tempo. 10 anni sono stati tanti, 10 concorsi ci hanno permesso anche di crescere noi stessi e capire le reali esigenze dal punto di vista lavorativo e cosa manca nell'ambito formazione, nell'ambito dei studi superiori. Come potete vedere, noi siamo partiti dall'analisi critica di tutti voi. L'analisi critica è stata fatta anche oggi. Prima, insieme a Barbara, ci siamo anche confrontati e abbiamo cercato di capire da un anno all'altro che cosa è cambiato. Sicuramente come principali motivazioni che hanno spinto tutti noi a creare questo progetto sono innanzitutto una riforma ministeriale che toglie ore preziose di insegnamento, ore preziose di laboratorio a tutti voi studenti, che è un aspetto negativo, perché comunque non vi permette di cogliere tutti gli aspetti importanti del campo turistico. L'altro aspetto sono anche i docenti che comunque sono legati a programmi ministeriali troppo solidi, troppo che non permettono di incrementare con aggiornamenti, con situazioni nuove, capire quali sono i nuovi trend. Per cui abbiamo fatto un'analisi critica anche sotto questo punto di vista. Ovviamente non abbiamo voluto darvi il peso maggiore di questa problematica. Dall'altro lato, gli studenti stessi, io in 10 anni ho partecipato la prima volta come nella giuria e quindi da un anno all'altro ho visto anche i vostri comportamenti, come vi approcciate all'ambito turistico. Quest'anno devo dire che abbiamo fatto un salto di qualità, perché comunque le domande nell'ambito dei social media, della responsabilità di imprese e quant'altro, hanno trovato comunque una risposta, una fievole risposta, però una risposta c'era. Negli anni passati questa
purtroppo non sussisteva. Abbiamo fatto però un mea culpa, cioè noi associazione che cosa abbiamo dato fino adesso a voi studenti, a voi scuole, a voi docenti. Questo è un progetto, un programma che nasce appunto da questa presa di posizione. Noi partiamo da qui, vogliamo trasmettervi qualcosa di più, trasmettere innanzitutto a voi docenti e indirettamente anche a voi studenti. È un progetto che comunque nasce da qualche mese, è ancora in fase di progettazione. Con me e Barbara ci stiamo lavorando assiduamente e vogliamo proprio presentarlo oggi perché comunque per noi voi siete un elemento fondamentale, sia per noi perché riusciamo a capire fin dove riuscite ad arrivare, e da parte nostra può essere anche un elemento da cui partire e offrire diverso, qualcosa di nuovo. Come dicevano prima diversi relatori, il turismo internazionale oggi è un settore che è continuamente in crescita, un settore che si contraddistingue per essere un settore industriale nuovo, innovativo e sostenibile. Ne hanno parlato a diverse riprese i nostri relatori. Però c'è un elemento sostanziale che forse voi a scuola non riuscite a percepire. Siamo di fronte a un cliente, un turista maturo. Cosa significa? Significa che è lui stesso che compone la propria vacanza, il proprio soggiorno, utilizzando i social media, tutti gli elementi del web, per cercare ovviamente il prezzo quello sempre più economico. Per farvi anche un esempio, trovata questa mattina, guardate dal 2008 al 2012 di quanto si è ridotta la durata di una prenotazione alberghiera. Parlavamo di un giorno, siamo arrivati a 2 secondi attraverso l'applicazione. Se pensiamo dal 2008 al 2012 non sono decenni, sono qualche anno, quindi dovete tenere presente che è un settore che voi non potete rimanere lì fermi su quello che a scuola avete imparato. È un treno in corsa nel turismo, quindi dovete cogliere tutte le opportunità e noi come associazione cerchiamo, abbiamo questa tavola rotonda, di darvi a disposizione degli strumenti nuovi. La nostra missione qual è? Sostanzialmente è quella di trasmettere l'innovazione. Innovazione a chi? A voi docenti, perché siete voi docenti i primi personaggi su cui noi in quanto associazione dobbiamo agire. Perché se non sono i docenti ad essere aggiornati, ad essere innovati, gli studenti purtroppo non riuscite a percepire questi nuovi trend, non riuscite a percepire le nuove tendenze. Quindi, qual è la nostra idea? È quella di mettere assieme da un lato i docenti e dall'altro imprenditori, studiosi ed esperti, come la giornata di oggi, proprio per aggiornarsi su quali sono le nuove tendenze, i nuovi elementi che caratterizzano il sistema turismo e in particolare il sistema alberghiero. Ovviamente questa collaborazione vuole comunque sfruttare, brutto il termine, però questo è il concetto, e avvalersi di esperti come loro, per cui noi in quanto associazione chiediamo il vostro aiuto per riuscire a trasferire questo vostro know-how a loro, in primis ai docenti e poi in particolar modo a questi ragazzi. Anche perché se noi riusciamo ad avere docenti aggiornati, i nostri ragazzi usciranno dal quinto anno ad essere preparati. Preparati a cosa? Preparati alla sfida del mercato. E questo che cosa permetterà? Permetterà quindi uno sviluppo occupazionale territoriale.
che non è da sottovalutare. Ovviamente questa catena è possibile attraverso questo trasferimento di conoscenze. Ovviamente loro, lavorando giorno dopo giorno nel campo alberghiero, sanno anche quali sono gli aspetti innovativi, gli aspetti che contraddistinguono in un determinato periodo il sistema alberghiero in nostro caso. Quindi ci permetterà di ottenere e di arrivare a voi studenti come nuovi impiegati albergo che siano pronti alle sfide. Una metodologia che vorremmo adottare, sotto questo punto di vista noi ci abbiamo riflettuto molto, perché per noi rappresenta un elemento molto importante questo dell'innovazione e dell'aggiornamento. Principalmente vorremmo puntare su una serie di workshop, lezioni e laboratori tra voi docenti e gli imprenditori, gli esperti, gli studiosi. Anche perché questa metodologia ci permette di riuscire a percepire dal punto di vista vostro e a trasferire dal punto di vista degli esperti l'innovazione, qualcosa di nuovo. Ovviamente le tematiche in ambito politico sono tantissime. Noi abbiamo cercato una serie di topics che possono risultare anche interessanti. Ad esempio, corporate social responsibility, quindi l'aspetto che parlava prima la dottoressa Tuani. Il discorso dei sistemi informatici, ancora la customer relationship management, l'importante revenue management, che non si limita semplicemente a spiegarvi come calcolare il prezzo di una camera, si va oltre. Noi vorremmo portarvi oltre a quello che vi viene spiegato sui libri. Quello che viene spiegato sui libri è solamente una minima parte di quello che oggi è il turismo. Ancora, l'innovazione nell'aspetto delle operazioni alberghiere. E una nota molto importante dal mio punto di vista è proprio la cultura d'impresa. Cultura d'impresa che è un elemento cardine, soprattutto per le nuove professioni. Provate a pensare anche alle diverse start-up che vengono create anno dopo anno, principalmente in una regione come il Veneto. Quindi vorremmo mettere insieme tutti questi aspetti, ovviamente l'elenco è puramente indicativo, da una collaborazione continua fra noi AIRA, Veneto e voi docenti, vorremmo sviluppare tanti più temi e magari anche molto più specifici. Questo sostanzialmente è quello che vorremmo offrire a tutti voi. Abbiamo cercato appunto di presentarvelo oggi perché crediamo che possa essere un elemento nuovo che Aira Veneto vuole puntare, speriamo anche a livello nazionale. E tutte comunque le informazioni le trovate sul sito internet airaveneto.it e ovviamente io e Barbara adesso per la consegna dei premi saremo qui a disposizione vostra per tutta quella serie di informazioni grazie per l'attenzione. Se i docenti, i professori, gli studenti stessi pensano che questo è un progetto molto ambizioso, noi siamo i primi che lo diciamo, ma pensiamo anche che se siamo ambiziosi entrambi e entrambi lavoriamo assieme, andremo a costruire quel puzzle di cui vi parlavo all'inizio. Grazie. E adesso è arrivato il momento di Q&A.
Bene, bene, bene. Io mi devo dare le spalle, perché i protagonisti sono loro, oltre a voi che sono anche i ragazzi. Bene, allora andiamo avanti velocissimamente. Dunque, ci dovrebbero essere, là ci sono per passo le Venezia. Allora, che scuola? Il Gran Premio del Veneto. Bene, allora premiamo intanto i ragazzi che hanno partecipato. Diamo un attestato a tutti i ragazzi che hanno partecipato in questo 10° Gran Premio AILA. No. I Gran Premi sono qua, gli attestati sono qua. Prego. Ok, ci siamo un attimino organizzati, perfetto. Ora consegniamo perché ci sono dei problemi logistici, di treni e quant'altro, quindi cerchiamo di andare molto velocemente, anche perché dovete anche voi, perfetto, digerire un po' tutti questi discorsi che vi abbiamo fatto. Bene. Allora, naturalmente se vi chiamo venite qui a prendere questo attestato da incorniciare tra le cose più care. Allora dell'Istituto Artusi, Alice Dalla Riva. Grazie, complimenti intanto, grazie. Girati per i fotografi. Grazie, perfetto, andiamo avanti rapidamente. Ho sempre Artusi, Anna Zanconato. Prego, Anna, vieni qua. Grazie a chi mi avete partecipato. Grazie, gentilissimi. Grazie, è un piccolo omaggio naturalmente offerto cortesemente da Bisanzio. Bene, sempre allora passiamo a Odio Vergani, Luca La Guardia Ferrara, il nostro sportivissimo Luca, bravissimo. Ecco qua, grazie Luca, grazie per la partecipazione. Bene, grazie Barbara, perfetto. Odio Vergani, Angela Bottoni, la signora Signorina. Grazie Angela, gentilissima, grazie anche te per la partecipazione. Bene, poi andiamo all'Istituto Mafiosi di Castelfranco Veneto, Ludmilla Vasina. Ludmilla, prego, ecco qua, Ludmilla, ma sei stancata. Grazie. Ecco, Ludmilla, grazie della partecipazione. Bene, Maffioli, eccolo qua, Erika Scarpazza. Erika, grazie, complimenti per la pettinatura. È da stamattina alle 5 che ci sta lavorando. Grazie. Poi, l'Istituto Beltrame di Vittorio Veneto, Virginia Dalcin. Grazie Virginia, gentilissima, grazie della partecipazione, omaggio da parte nostra di AILA Veneto, perfetto. All'Istituto Beltrame di Vittorio Veneto, Laura Cao, eccola qua, Laura. Questo bellissimo attestato, un sorriso per la stampa, perfetto, grazie a voi. Perfetto. Istituto 8 marzo, Lorenz di Mirano, Alessandra Peron. Alessandra, grazie. Guarda, grazie. Alessandra, un omaggio anche da parte, ecco, vediamo il professore che dà dei giusti consigli alla... Perfetto. Istituto Musatti, Giada Nalon.
attimo, no, datemi tempo perché giustamente ci sono, se no mi va in panico la ragazza. 30 di mano? Oh, perfetto! Oh, questo è un grande giorno. Oh, Istituto Musatti Nicolò Fava. Nicolò! Grazie Nicolò. Adesso si arrabbia questo ragazzi. Grazie Nicolò. È bello, sufficientemente. Mi hai rotto tutta la macchina fotografica, qui sono soldi. Grazie Nicolò. Stretta di mano. Grazie. Sì, bene, no, allora io però prima di dare, vabbè, a Spasso per Venezia, no, prima, rapidamente allora, come sapete abbiamo anche in contemporanea organizzato, avete collaborato alla realizzazione del tour che verrà messo in pratica sabato prossimo per il 90° Gran Premio AIRA e quindi grazie, sto facendo un po' di confusione. Il 90° semestrale AIRA, chiedo scusa, sto facendo un po' di certe traumature di Sonziano all'inizio, quindi perfetto. Allora abbiamo, guardate, fantastico per l'Artusi. Vorrei qui, ecco la prof, primo premio ex equo Artusi di dottorato Terni. Questo veramente ragazzi, aspetta che qua mi spara un po', si piega un po', lo spara su, grazie, sono gentilissima. Ho sempre primo premio ex equo Istituto Mattioli di Castelfranco Veneto. Devo ringraziare la professoressa Favaro, eccolo qua, professoressa, che lei se no mi spara troppo sull'immagine. Cos'è? Vabbè, grazie signora, a quella è il capo oggi qua, attenzione. Oh, e quindi l'Istituto Musatti di Dolo. Ecco. La classe che è venuta appositamente, dai ragazzi, vabbè, siete belli, giovani, ecco, madonna, ce l'hai un grandangolo qua, speriamo che abbiamo un grandangolo, spostati indietro, allora io mi metto sotto e faccio un salto a tuffo di pesce, così. Signora, mi sta davanti l'obiettivo. Grazie. Perfetto, un applauso a questa squadra bellissima. Grazie. Bene. Adesso che succede? Adesso un attimo che... no, grazie. Prima... Sì. Perfetto. Allora, il grande momento, signori. È arrivato il grande momento. Io non so se volete sbattere per terra i vostri piedi oppure non so, datevi degli schiaffi sulle guance, l'importante è fare il rumore per il fortunato o la fortunata vincitrice. Un fortunato. Bene, passo il microfono. Sto qua. Sì, allora dov'è Elisa Salvi? Elisa Dunque, no, l'ex vincitrice dell'anno scorso. Eccola! È arrivata, nonostante l'acqua alta. Benissimo. Buonasera. Allora, lei adesso praticamente ha l'arduo compito di lasciare lo scettro alla nuova vincitrice, quindi, ma vedete come è cambiata direttamente, già molto più sicura di se stessa. Dopo un gran premio, signori, non dico vi cambia la vita. Ha trovato anche un impiego? Ha trovato anche un impiego?
Non ancora, ma Come che non ancora? no. Fai cogliere l'acqua. Non so se mi spiego. Ilio, abbiamo una ragazza fantastica, poi hai la Veneto naturalmente. Vincitrice anche. Vincitrice. Allora, prego, chi abbiamo? Baglioni Hotels. Baglioni Hotels. Mette in palio il primo premio per questo 10° per un soggiorno per 2 persone al famoso Hotel Regina Baglioni in via Veneto per gustare la dolce vita. E scusate se è poco. Un caro saluto a tutta la c'è una relatore Antonio Canova. È stato vicepresidente, è stato presidente dell'Aera Veneto qualche anno fa, attualmente ricopre la carica di vicepresidente della Baglioni Hotels, non può essere qui adesso, però ci abbraccia virtualmente tutti quanti, incoraggia tutti gli studenti a continuare, incoraggia l'Aera Veneto a perseverare e aumentare i prezzi e vinca il migliore, vinca il migliore. Grazie, Bene. grazie. Noi ci facciamo riconoscere. Bene, allora prego, adesso io ti passo la mega qua, signora presa. Attenzione. Rullo tamburo, attenzione. Chi è il premio? Chi è che ha vinto? Prego. Non lo so, se vogliamo dire anche il nome e il cognome e anche il codice fiscale, non ci dispiace, prego. Nicolò Favaretto. Scusate, dov'è? Allora. Allora ti faccio adesso, non ti chiare. Attenzione, 2 giorni a Roma, mamma mia. Prego. Sì, e soprattutto foto. Che invidia, che invidia! Grazie. Grazie. Allora, adesso ringraziamo Denise. Aspetta Denise, naturalmente, se i nostri ospiti questa sera andiamo a brindare per festeggiare il nostro vincitore e andiamo giù appunto in sala in del Caminetto per un bel donaire e ringraziamo tutti per la partecipazione, ringraziamo naturalmente i nostri esperti che ci hanno veramente onorato della loro presenza e ci hanno dato dei consigli utilissimi. Grazie ragazzi e buon proseguimento. Andiamo tutti giù, andiamo, grazie. Complimenti, hai visto che complimenti, bravo.
Mi posso arrampicare? This is my question. Is it? We don't know. Dai, facciamo la foto. Il bastone. No, attenzione, attenzione. Grazie, grazie. La voglio, Grazie. Grazie ancora. Subito. Arrivo, chiudo qua un attimo la